prendere impegni. Segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Un cordiale buonasera dagli studi di LCN Stadio per questa partita in serale, l'anticipo dell'ottava giornata di campionato in Serie C Girone A tra Lecco e Renate, una partita che ha tanto da raccontare prima, durante e probabilmente anche dopo la partita. Ciao mister Giulio Invernizzi. Ciao Stefano, ciao a tutti. Che torna a farci compagnia quest'oggi, in studio come sempre Fausto Riva che salutiamo, che tra poco ci collega con il nostro Pino Borghetti da Riga Monticelli. Andiamo già a capire quelle che sono le sensazioni del pre-partita nello stadio, le formazioni però, perché ci sono delle novità in un match che è naturalmente quello soprattutto di Luciano Foschi, che torna là dove 2 anni fa ha portato il Lecco in Serie B con una splendida cavalcata nei playoff. Allora, Calcio Lecco che schiera Furlan in porta con Zeliak e Battistini centrali, Stanga a destra e Critta a sinistra, esordio di Ionita tornato in blu celeste a centrocampo con probabilmente, lo vedremo, Ilari e Galli, chissà Frigerio forse dietro le punte, oppure potrebbe essere lo stesso Ionita o Ilari, vedremo come si schiereranno, e davanti Sipos con Galeandro. Questo per quanto riguarda le scelte di Francesco Baldini. Il Renate risponde di Luciano Foschi con Nobile in porta, difesa dovrebbe essere a 4 Andileri, Spedalieri, Auriletto, Riviera, Del Carro, Vassallo e Sega a centrocampo, Dinolfo e Garefba e Plescia là davanti. Vediamo se Fausto c'è già Albino dallo stadio. Ciao Albino, buonasera. Buonasera Stefano, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori e videoascoltatori. Allora Albino, che sensazioni ci sono di questa partita che l'abbiamo detto, insomma, e soprattutto la partita anche di Luciano Foschi che torna a Lecco dove 2 anni fa aveva condotto la squadra in Serie B, che atmosfera c'è e se può dirci, magari non so, ancora deve entrare, però come sarà accolto insomma secondo te? Ma non lo so, allora io devo essere sincero, sul professionista Foschi non ho nulla da dire, da eccepire, ma direi che però certi suoi comportamenti ho potuto verificare sia in sala stampa che dal campo in certe istanze, mi ha lasciato un po' così, non dico deluso ma un po' perplesso. Ora, come verrà accolto si pensa con un applauso. A Lecco non ci si può dimenticare di un'impresa che gli appartiene, ma appartiene anche alla società che è andata via e appartiene ai giocatori alcuni i quali sono rimasti e altri che se ne sono andati, quindi è un fatto globale, però lui viene da avversario con una squadra che per noi è sempre stata un po' una rottura di scatole, ma viene da avversario e noi lo ricorderemo credo con un applauso. Assolutamente. Albino, c'è l'esordio di Ionita, che è l'altro tema della serata, se vogliamo, subito in campo, anche un pochino, se vogliamo, per intimorire, no? Perché comunque un giocatore come lui... Questo potrebbe essere una mossa psicologica, sì. Ma credo che siccome Ionita, come tutti sappiamo benissimo, si è allenato con il Lecco fino adesso, no? E ha fatto 2 partite in nazionale, non è che abbia con questo sulle spalle un carico atletico perfetto, però può giocare una partita secondo me che intimorirà magari alcuni giocatori avversari nella sua fascia di pertinenza o a centrocampo e diciamo così aiuterà poi a farlo apprezzare per quanti minuti avrà nelle gambe e poi credo che non farà tutta la partita. Ionita comunque, se discutiamo di Ionita va bene, allora va bene tutto, ma non è il caso. Ionita è un giocatore che potrebbe essere considerato tanta roba. Assolutamente. Che tipo di partita ti aspetti, Albino, conoscendo anche un po' come giocano le squadre di Foschi? Allora, le squadre di Foschi giocano in ripartenza, come si usa dire da qualche decennio a questa parte. Io lo chiamo contropiede e francamente io ho visto diverse partite del Renati in TV, non mi ha mai entusiasmato. È una squadra che se ti fa un gol può mettere il pullman davanti alla porta e gioca in ripartenza, quindi pericolosa, va affrontata e bastonata in modo sportivo, in maniera giusta. Assolutamente. Va bene Albino, diciamo che ci sono tanti giocatori che potrebbero dire la loro stasera ed essere decisivi, lo stesso Frigerio che torna titolare, c'è un po' anche da capire tatticamente chi andrà, magari si alterneranno, non lo so, dietro le linee, perché probabilmente Frigerio e lo stesso Ionita potrebbero alternarsi un po' da incursori, anche Ilari. Sì, anche questo potrebbe essere una versione di quello che vedremo sul campo.
La difesa credo che verrà schierata a 4, mi pare di capire, però Sì, sì. anche qua è tutta una cosa che secondo me funziona molto con gli interscambi. Il mister parlava di una piccola sorpresa tattica interna alla squadra calcioletta evidentemente, e adesso andremo a verificare quale sarà. Sì, potrebbe essere anche questa per non dare troppi punti di riferimento all'avversaria. Una certezza è la maglia, Albino, questa granata veramente molto molto bella. E questo è un plauso da fare a chi l'ha fatta fare all'app Tegea e alla società, soprattutto un plauso alla società, alla famiglia Liberti, perché pur non essendo di Lecco, pur non avendo praticato mai, voglio dire, degli altri sport nella nostra città, si sono compenetrati esattamente in quello che vogliono i tifosi, che è il rispetto per una storia che è fatta non solo di calcio, ma di montagne, di edifici, come mattone, di altre cose. Noi se banalizziamo il calcio soltanto a quello che avviene sul campo, sì, è una cosa importante, ma dietro le squadre, dietro le società ci sono tante storie da raccontare, e una società come questa, nuova, che ne esalta la storia, è una società a cui noi dobbiamo fare un vero applauso. Sono d'accordo con te, Albino, tue parole assolutamente condivisibili. Ci sentiamo più tardi allora, Albino, buon primo tempo, dai, speriamo di vedere una bella partita. Anche a voi. A dopo, a più tardi. A dopo. Chiedo subito a mister Invernizzi, mentre c'è da dire, mister, che siccome c'è una costruzione lì dietro, dietro allo stadio, dietro ai distinti, diciamo, quella che è via Cantarelli ancora, lì Fausto, via Pascoli già di là, bravo, da là è via Pascoli, che mi urta un po', perché una volta non c'era e si vedeva tutto questo bel paesaggio dietro, quando poi facevano certe inquadrature, il Resegone, adesso ci abbiamo il palazzone. Un cantiere. Vabbè, niente, dai, giusto una nota di colore sul nostro fantastico stadio e dintorni. Dal punto di vista tattico, mister, come diceva Albino, secondo te potrebbe essere questo un po' il... Sì, e se poi la mossa, secondo te, di Ionita subito in campo per mischiare un po' le carte? Ma sicuramente Ionita in campo può essere un valore aggiunto a livello di esperienza, a livello anche poi di andare a creare un po' quella sudditanza anche negli avversari. Comunque è un giocatore che in Serie C non ce l'ha nessuno, bisogna capire poi come starà fisicamente, anche se so che comunque si stava allenando, ha fatto 2 partite con la sua nazionale, logicamente non lo scopriamo oggi. Più che altro capire la posizione, un po' come stavamo un attimino guardando la formazione, capire il centrocampo, che penso così, vedendo gli uomini, dovrebbe essere a rombo, sul fatto che Galli sia al vertice basso non abbiamo dubbi, e capire chi farà il trequartista, perché andando a vedere tutti e tre potrebbero, sia Ilari che Ecco, Foschi che Ionita. saluta la Nord, ti interrompo, ha accolto dagli applausi dalla Nord. E perciò un po' questo il dubbio. Poi vabbè, davanti Sipos con Galeandro, niente di nuovo, e dietro riconfermati Stanga e Cripta, anche un po' per scelte forzate, visto che Beghetto alla fine non è neanche in panchina. Non ce la fa, non recupera Beghetto, l'aveva un po' detto che era in forze mister Baldini alla vigilia. Intanto fa piacere vedere Foschi accolto bene dagli applausi di tutti, anche dagli stessi giocatori del Lecco. Ma giustamente, bravo, perché sì, adesso bisogna dare comunque merito. Albino ha detto la sua, però insomma ovviamente magari non è stato il rapporto anche con noi giovani spesso, con noi giovani non è stato idilliaco, però comunque il mister della promozione Serie B. E lo resterà per sempre, no, su questo. Sì, L'anno scorso ha fatto male, si è giocato male nelle sue carte Serie B, questo però quando è arrivato comunque ci ha preso in mano e ci ha portato in Serie B, perciò bisogna dare merito comunque alla persona, all'allenatore, a quello che ha fatto, indipendentemente poi da come poi è finita l'avventura, sì. che sicuramente lascia un po', diciamo, ha rovinato un po' quello che di buono è stato fatto l'anno prima. Poi le colpe non sta a noi poi giudicarle, però sicuramente è stato un addio un po' forzato, e dispiace comunque anche per la persona, che secondo me è una persona che comunque a Lecco ha dato tanto. Assolutamente, intanto i 2 capitani sono già andati a fare sorteggio, Zeliak e Anghileri, l'arbitro signor Andriano della sezione di Prato, con assistenti Chiavaroli, Masciale, quarto ufficiale e Migliorini. Questo per quanto riguarda la quaterna arbitrale. Abbiamo detto Lecco che attacca in splendida maglia
granata, quella nuova, con il resegone stilizzato. Diteci anche la vostra, avrete visto sicuramente le fotografie, il servizio di Matteo Bonacina su LCN Sport, comunque le immagini. Cosa ne pensate? Vi piace? Non vi piace? Io personalmente la trovo fantastica, con il resegone stilizzato dietro e davanti il matitone, due simboli di Lecco. Poi i colori blu celeste, col granata stile inglese, West Ham, Aston Villa, no? Ed è un po' un classico della tradizione. È una gran bella maglia. C'è un minuto di silenzio. Fausto, perché? Minuto di silenzio? Sì, Dovrebbe essere per Chimenti. Per Chimenti, okay, sì, presidente della federazione di golf. In una giornata che ha portato anche un altro lutto, lo sport italiano, Lea Pericoli, simbolo, campionessa del tennis italiano. Tra poco si comincia, Renata in maglia bianca invece, andremo a vedere un po' quindi come si schiereranno anche loro. Dovrebbe essere un 4-3-1-2, probabilmente Di Nolfo andrà dietro le punte, che dovrebbero essere Egareba e Plescia. Questo per quanto riguarda appunto il Renate, in una serata in cui si giocano due partite, perché si gioca anche Atalanta Gian Erminio. Vedremo aggiornamenti anche derby, sì, quasi un derby. Sì, sì, un derby lombardo sicuramente, insomma. Poi vediamo, insomma, questa partita che vede un Renate reduce da due sconfitte consecutive, Lecco invece che è incappato, naturalmente lo sapete bene, purtroppo noi nella prima sconfitta stagionale dopo essere stato in vantaggio di 2 gol con la Pro Vercelli. Tanto diteci secondo voi chi sarà da casa, adesso vado a leggere già commenti che siete in tantissimi, chi sarà l'uomo decisivo del match, dai fate dei nomi. Intanto prima palla toccata dal Lecco, subito fallo, scusate, dal Renate, subito fallo di Frigerio, che è andato a toccare duro Riviera, e parte da Nobile dietro il Renate a impostare. Renate che attacca verso la curva sud chiusa perché non ci sono tifosi in questo primo tempo. Allora Maurizio, ciao Maurizio, buonasera, forza Lecco, ciao anche a Gianluca Costantini. Mucarol, la rima, oggi niente bischerate, anche se il Renate è come la miopia, che ci rende foschi nel vedere gli angoli di gioco più nascosti. Un componimento poetico, hai fatto oggi, c'è fallo sui Lari, no? Si gioca, anzi su Sipos. Si gioca, lascia correre il direttore di gara Andreano. Gianluca si prospetta una bella partita. Subito Lecco che mette pressione, guadagna una bella rimessa in zona d'attacco. A guardare così sembra Ilari, quello dietro le punte, con Ionita mezzo a sinistra e Frigerio mezzo a destro. E due gol già per lui quest'anno. E Galeandro più... Ci dobbiamo abituare al nuovo numero 19 di Ionita, che l'anno scorso invece era 27, no? Battuta la rimessa in zona d'attacco, cerca il cross, c'è una deviazione? No, cercava la deviazione. Chi era andato a toccare forte? Forse Stanga? Stanga lì, sì. Che però a destra sì, non ha trovato deviazione. Sì, Galeandro abbastanza defilato sulla... più che come seconda punta, sembra quasi più... Galeandro più dietro? Sì, può quasi, sulla linea dei centrocampisti, 4-2-3-1? 4-1-4-1, perché con Frigerio Galli davanti a difesa. Sì, può essere. Prova il Renate a distendersi sulla destra, la palla verso Egereva, anche con Del Carro, l'ultimo tocco dovrebbe essere di Battistini. Battuta la rimessa in zona d'attacco, Del Carro prova a girarsi bene, trova Di Nolfo, prova a crossare, viene chiuso, forse c'era un fallo su Galeandro, però si torna all'indietro, è la squadra di Foschi che è imposta da Nobile, direttamente dal portiere. Allora Maurizio, sono d'accordo, ricca di gol, 4-3 Ionita Referto, scrive Maurizio. Denis, ciao a tutti, ciao Denis. Quindi la scommessa aperta per la B, mi vesto da prete. Denis, torni su quello che avevamo detto settimana scorsa. Intanto recupera un buon pallone senza fallo Zeliak, che poi scarica a destra dove c'è Stanga, prova ad andare avanti un po' timidamente, e Grevba che lo va a pressare, riconquista palla il Renate. Buon ritmo comunque in avvio, soprattutto la squadra di Foschi che prova a sfondare a sinistra, non c'è fuorigioco, o sì, alza la bandierina su Siega forse.
Finisco di leggere i primi messaggi che sono arrivati. Comunque sempre con me una bustina di Gaviscon, Gianluca, non dirlo a me perché il mal di stomaco negli ultimi 3 giorni è stato un problema serio. Spero che non me lo facciano aumentare un po' come è successo la settimana scorsa i giocatori in campo. Gianluca, per me decide Galeandro. Allora, adesso mi segno, faccio la classifica di quello che dite. Allora, Galeandro, cazzeggiamo un attimo mentre la palla è ancora tra i difensori lecchesi che impostano da dietro. Galeandro, Maurizio, Matchwinner, Sipos, Denis, Ilari. Sipos ne mette 2, Maurizio, quindi diciamo un altro voto per Sipos, che quindi in questo momento Sipos è l'uomo decisivo per i nostri amici da casa con 2. No, devo segnare anche Ionita perché l'ha detto prima che segna Ionita, non mi ricordo più chi era, lo segnalo. Il Lecco prova a sinistra a scendere dentro il pallone, troppo lungo, finisce direttamente fuori. Chi l'ha messo quel bel pallone? È Critta? È Critta, che sì. È sceso fino in fondo e mette dentro il pallone decisamente interessante. Sto seguendo Galeandro che sta girando, è partito largo a sinistra per poi arrivare, ha liberato lo spazio per Critta e poi è rientrato in aria. Fa un po', diciamo, la seconda punta, libera un po' di svariare partendo da dietro, vedi che qua è ancora dentro. Galeandro proprio che prova a recuperare sì, il pallone, sì. non ce la fa. Attenzione perché in mezzo c'è un po' di spazio ora per il Renate. Buono 1-2 tra Del Carro e Dinolfo. Del Carro prova la conclusione forte con il destro, non va lontanissimo alla sinistra del palo di Furlan. Bel tiro di Del Carro, bisogna fare molta attenzione. Qui un po' troppa libertà però per mandarlo al tiro dai 20 metri. Ha coperto, era Critta sull'uomo, gli ha lasciato lo spazio. Qualcuno diceva, mister, non so se sei d'accordo, ne parlavo forse oggi, non mi ricordo con chi, forse con Albino, Critta molto bene quando attacca, per adesso, nonostante anche la giovane voglio dire, deve migliorare molto nella fase non è un terzino, non nasce terzino, abbiamo scoperto che non è un terzino. Lui nasce laterale un po' più alto. Esterno alto, ha giocato a centrocampo, si è adattato a fare il terzino un po'. Ma è una situazione che comunque non è che lo vede così penalizzato, no? Ha delle qualità fisiche, comunque gli permette comunque di andare a recuperare. Logico che se non sei proprio un difensore fai un po' fatica a difendere. Abbiamo avuto un piccolo intoppo con il microfono, è caduto. Sistemiamo subito. Ionita che comunque può essere, no, un fattore anche psicologico, lo diciamo, perché comunque ti trovi di punto in bianco rispetto anche a 3 giorni fa che hai preparato una partita senza Ionita. Ti trovi Ionita titolare in campo. Un pochino di apprensione te la mette, Foschi che lo conosce. Sì, sicuramente, ma anche per i compagni può essere comunque un valore aggiunto di avere comunque un rinforzo del suo spessore. Ma questa, scusa però non ho capito, interrompo un attimo. C'è fallo su Critta? Ma la palla era arrivata a Galeandro che stava per entrare quasi in area, viene sospeso il gioco e non dato il vantaggio. E non data la munizione. Guarda, perché poi alla fine... Critta dice il fallo o che aveva già fischiato prima subito, però non l'ho molto capita questa. Intanto Ionita voleva già battere e non c'è stato tempo. Massimo, Sipos e Frigerio, andiamo a segnare, io me ne segno tutto. Sipos, Frigerio. Poi a un certo punto dirò stop al televoto da casa perché sennò... poi diventa troppo facile. Ciao ragazzi, la maglia granata Rigamonti è tanta roba. Giancarlo, sì, tanta roba. Sei lì dalla Rigamonti, beato te. Vero, bello rivederla dopo tanti anni. Non è tantissimo però che mancava la granata, eh? No, forse un paio d'anni, forse? Un paio d'anni che mancava la granata. Non è tantissimo comunque, no? Ricordo, no? Stagione prima della promozione, mi sembra, vado a memoria. C'è stata la nera forse per un paio d'anni. Che c'era la verde. Poi la verde anche un anno. Forse l'anno della promozione è la verde. La verde. Poi l'anno scorso la nera, no? La verde no, l'anno prima della promozione. L'anno scorso la nera. No, brutta palla persa, non ho visto chi, Frigerio, che consegna il pallone a Del Carro. L'apertura su Garavia che scende forte a sinistra. Salgono 3 giocatori del Renate. Attenzione, dentro il pallone, rimessa fuori, ma c'è poi probabilmente il tentativo, la deviazione, il gol del Renate con la deviazione. Sul tiro... Non ho visto chi è andato al tirare, Vassallo? 25, Vassallo, sì, ma con deviazione, passa il Renate. Dopo 8 minuti, e qui molto fortunato però
nasce dall'errore a centrocampo di Frigerio che perde una Sì. palla sanguinosa. Sì, poi Galli mette fuori, la lasciano andare Vassallo e c'è una deviazione. Non si capisce vede chi devia. All'8º. Perché è risultato anche Plescia, ma non penso l'abbia toccata lui, penso uno dei nostri lì dovrebbe essere su quella dovrebbe essere stato Seglia, che almeno guardare su quella zona poteva essere lui sulla traiettoria. Sì, è una palla che avevamo noi, purtroppo regalata, è partita questa azione veloce del Renate con questo poi anche il rinvio messo forse. Attenzione alla reazione con il tiro di Lari da destra entrando in area alto, molto alto. Si dice mister? Sì, no, è un peccato perché ci condiziona poi la partita nel momento che comunque era una fase di studio dove né noi né loro avevamo preso in mano ancora la situazione. Andare subito sotto sicuramente ci condiziona un po'. Adesso vediamo un po' a centrocampo se riusciamo un po' a Frigerio arpiona il costruire pallone. qualcosa di un po' pericoloso, perché fino adesso non siamo ancora riusciti a essere pericolosi. Vorrei darvi la conferma di chi ha perso ancora, attenzione perché 3 contro 4 va centralmente bravo qui a chiudere Seliak e riconquista il pallone Ilari perché si stava lanciando Plescia. Deve reagire il Lecco, ora lo deve fare, girati Ionita, no, Crit anzi, e lascia andare ora Del Carro sulla destra, attenzione perché è un momento un po' di sbandamento, Del Carro forte in mezzo, fortissimo, finisce addirittura in out dall'altra parte, bisogna un attimino Dobbiamo ragionare un po', fare un sospiro, creare ragionare come dici tu, mister. sì, ricominciare senza buttare via palloni, perché vedi che poi alla fine da una palla persa abbiamo preso gol. Io vorrei dirvi chi ha perso palla, se non ho visto male, Frigiero a centrocampo, perché si gira, passa il pallone all'avversario e si involano, quindi bruttissimo errore. E poi di chi è la deviazione, perché c'è una deviazione netta. Sì, Dallo stadio mi dice Benedetta non si è vista, qua sì, invece si è vista sì, netta la sì. deviazione. Sì. Sì, perché Furlan praticamente non si è neanche mosso, No, cioè è rimasto, e gli ha cambiato traiettoria. è rimasto cioè se il tiro non aveva una deviazione sicuramente ci andava, molto probabilmente era una palla che andava sul secondo palo, con la deviazione è andato sul primo. Dovrebbe essere Galli la deviazione, palla lunghissima, nobile. E su Dovrebbe quella essere di Galli, traiettoria o Gaglio segna, che perciò vedendo un po' la zona. Gol però di Vassallo. Sì. Dovrebbe essere confermato Frigerio che fa l'erroraccio, purtroppo. E qui ancora a vedere così è Ilari quello che si alza un po' di più. Andiamo in pubblicità un attimo per registrare un pochino anche le nostre emozioni, le nostre idee. Chissà che lo faranno anche, non lo faranno anche in campo, speriamo. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate. Dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296 trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Allora, sì, c'è chi dice anche Mendoza, a questo punto però bisogna rimontare. 18-19 scrive qualcuno l'ultima granata, dice Luke se non sbaglio, 6 anni fa. Visto i risultati delle ultime partite, forse è meglio andare in svantaggio. Gara in salita, inserire le ridotte e pedalare dai bagai, Giancarlo. È dura, bisogna reagire. Va detto però che abbiamo subito un gol veramente molto fortunoso. Certo, ce lo siamo un pochino creato, perché se Frigerio non avesse sbagliato, regalato letteralmente la palla, se l'avete vista, non mi ricordo a chi, che parte in contropiede, poi si sviluppa l'azione, palla ributtata fuori, forse dallo stesso Galli, una prima volta. Sì, e poi E poi purtroppo sulla traiettoria quando va a calciare forte. Arrivano due giocatori, una la lascia e poi e la arriva deviazione Vassallo. è netta per Furlan che rimane spiazzato. Questo purtroppo il problema.
C'è stata una piccola reazione, ma deve mettersi un po'. Io non vedo un Lecco ben messo in campo fino a questo punto. Probabilmente anche questa novità tattica bisogna digerirla ancora. E Galeandro, come dicevo prima, me lo aspettavo davanti a fare la seconda punta, invece parte molto largo e molto dietro. Ilari gioca vicino al Sipos, però poi alla fine non abbiamo grossi sbocchi sulle fasce. Perché... Attenzione a sinistra ancora, il Renate in ingresso in area e lo chiude bene, lo stesso Galli, se non ho visto male, no? No, sì, Galli, Sì, e poi sì, Galli. fallo su Ilari. Attenzione perché qui Plescia ancora era entrato molto bene da sinistra, bisogna stare attenti perché i suoi movimenti su quell'out stanno creando dei problemi. Vedi Galeandro. Sempre libero, però non viene mai servito sì. in questa fase di gioco. E che poi Sipos rimane da solo, a parte che non riusciamo neanche a arrivare. Per adesso no, ma poi lo sappiamo, le squadre di Foschi difendono, comunque fanno una buona fase difensiva, no? Quindi continuano a lanciare palla lunga, però Galeandro anticipato, però concedono rimessa laterale in zona d'attacco, l'intervento di Auriletto, già battuta da Critta. Galeandro, lo scambio tra i due, vediamo se Critta si accentra, deve sbarazzarsi del pallone, si addormenta Ionita che non segue. Adesso dietro. Attenzione perché adesso siamo sempre un pochino in ambasce, qui non si concretizza la ripartenza del Renate, allora possiamo impostare da dietro. Siamo, non so se notate, siamo molto lenti nel muovere la palla, Lo facciamo? in generale, ma Sì. non solo stasera. Palla dentro, arpionata da Sipos, c'era stato il bel cross da sinistra, dalla tre quarti di Critta che ha provato a rompere un po' gli schemi con questo inatteso cross dalla tre quarti. Era stato buono il primo controllo di Sipos, poi però si è allungato un pochino la palla. Rimessa laterale comunque per il Lecco in zona d'attacco, sventolano le bandiere in curva nord, lunga la rimessa laterale, il colpo di testa ad allontanare di Riviera, un altro colpo di testa di Stanga a rimettere dentro e si ricomincia ancora una volta con la rimessa, rimane lì il Lecco che cerca di schiacciare la Renate alla quarto d'ora nella propria area di rigore. Fausto? C'è il vantaggio della Gian Erminio con l'Atalanta. Questo è un po' sorpresa se vogliamo. Non si concretizza invece da Rega Monticeppi la ripartenza di Del Carro. È anche È vero dura. che per caratteristiche abbiamo un centrocampo abbastanza macchinoso, perché sia Galli che Ionita che Ilari. Non ce n'è uno di perché gamba. non ce Frigerio. Sì, però anche lui non è la sua migliore caratteristica. l'unico un po' che può saltare l'uomo di quelli che Critta. sono Critta e Galeandro, poi per il resto. Però vedi che frattura che c'è a centrocampo, come siamo. Quando loro ripartono fanno sempre male perché mi sembra un po' garibaldina anche questo, un po' come le ultime due partite. Ha provato un atteggiamento tattico, un assetto tattico un po' spericolato Sì, Maldini. però non riusciamo a poi essere pericolosi, cioè per assurdo creiamo la situazione di aver là i giocatori davanti ma non ci arriviamo E poi rimaniamo un po' poi scoperti rimaniamo dietro, scoperti in mismatch dietro. Sì, non Scende abbiamo- sulla destra Stanga, ha la palla per crossare, ma dalla tre quarti, insomma, la difesa schierata diventa difficile. Ecco il cross col mancino, deviato, deve chiudere bene Zeliak con buon tempismo. Ilari prova, pallaccia persa, attenzione perché vanno via in due. È lo stesso Del Carro, si apre Plescia sulla destra, va via Del Carro, viene chiuso, poi bene da Ilari che recupera. Sì, però non possiamo suo stesso permetterci. errore, se non ho visto sì, male. però dico. Sono errori che costano, perché poi alla fine lasci una ripartenza a campo aperto, comunque dei giocatori davanti comunque sono pericolosi. Squadre di Foschi che sono brave ad approfittare di queste situazioni, lo sappiamo. Quindi Io posso capirlo su un dribbling tentato, perdo palla, ma su un passaggio no, perché non dovresti forzarlo, poi soprattutto darlo neanche sbagliato a un nostro, proprio dato direttamente come nell'occasione del gol di Frigerio, dato proprio nei piedi a uno di loro. allora Denis, il leone prende l'aquila, ma l'aquila vola, forza, vola e prendi il leone per la schiena e becca, fagli male. Più che il leone la pantera, sono le pantere. Pantere loro, sì. Pantere. Luke, c'è una cosa che disse PDN, Paolo Di Nunno, con la quale sono pienamente d'accordo. Foschi ha un culo pazzesco. Denis, forza Lecco, Figli, non si può regalare una palla così dai Giancarlo. Mister? Sì, no, ma è un po' quello il nostro difetto in questo momento, perché Troppo comunque, macchinosi.
Adesso vediamo se riusciamo. Andiamo lì sulla a destra, costruire dentro il qualcosa. traversone a cercare con il petto. Sipos voleva appoggiare la Frigerio che arrivava, ma c'è l'intervento dei difensori. Vediamo qui le trattenute su Ionita, non c'è il fallo, non c'è il fischio. Qui meritava il giallo, il 41 Spedalieri. C'era fallo con giallo, non viene dato il vantaggio, però poi dopo poteva anche probabilmente ammonire, no? Trattenuta ripetuta su Ionita. Ionita anche lui dall'esordio deve un attimino carburare, forse la gamba, no, tolgo il forse, non può essere delle migliori. Sì, no, vabbè, ma più che altro trovare la posizione, perché Sì. vedo che continua, vedi che Galleggia un po', guarda, viene... si adesso sta abbassando un po' a prenderlo. Però magari gliel'ha anche Ma detto ci sta mister. anche. Adesso guarda come siamo alti, guarda dov'è Galli, al di là quasi della linea di centro, del cerchio di centrocampo. Sì, perché loro Sono rintanati. si mettono dietro, aspettano e... No, ma anche perché vanno a tanti 1 contro 1 in cui hanno Ma vanno a chiudere, una gamba più veloce. vanno a chiuderti sempre le giocate. No, perché negli eventuali, attenzione attento perché sfonda, Critta, finisce giù, cerca il rigore, diciamolo, e Angolo. però c'è calcio d'angolo. Beh. Qui si è un po' ha cercato il contatto Critta, un po' davanti agli occhi dell'arbitro Andrea. Tornando al discorso tattico, Foschi è bravo comunque e l'abbiamo conosciuto, è bravo poi a fare la fase La difensiva. palla è già andata via. E però lui, sai cosa, un po' troppo platealmente va a cercare col ginocchio. C'è il nostro Matteo Bonaccini, ingranata anche lui a fare le foto con la giacca e granata, abbiamo visto. Calcio d'angolo per il Lecco, dai che adesso abbiamo anche Ionita che può andare a svettare, ragazzi. Il corner, il colpo di testa di Ionita, il salvataggio quasi sulla linea. Attenzione alla ripartenza delle Renate perché siamo scopertissimi. Solo Stanga che va in scivolata e ferma, non so chi, ma va bene così. Grande intervento difensivo di Stanga. Abbiamo visto la forza anche dal punto di vista aereo adesso perché abbiamo un'ulteriore fretta. Poi è stato battuto anche bene da Critta. Ci prendiamo una piccola pausa, un piccolo break, torniamo subito. Chi va alla ricerca della purezza. Chi va d'accordo con il pianeta. Chi va oltre il solito fondente. Chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Sempre Lecco in possesso, ma si torna indietro da Galli. Renate che ora si è veramente accucciato là dietro. Sta vincendo e giustamente non vedeva l'ora di poter fare questa partita. Di mettersi lì, aspetta, tanto bene o male, sa che comunque non abbiamo poi tutta questa qualità per andare a creare pericoli, perché comunque sì, teniamo la palla, la muoviamo, la giriamo, ma alla fine vedi. Adesso perdiamo un'altra palla, c'è il lancio lungo rischiamo Plescia, sempre queste situazioni. Che guadagna la rimessa laterale in zona attacco per il Renate, che tornano ad affacciarsi nella metà campo blu-celeste, granata blu-celeste. Vediamo il colpo di testa di Lari, no? Qui, sì. Sbracciato, ma sai che andava all'angolino? Non so chi è stato, forse Spedalieri, non sono sicuro, a deviarla di testa, a respingerla di testa a 1 metro dalla porta. La bella azione a sinistra, viene fermato il giocatore del Renate, poi Plescia prova ancora ad andare al cross, ribattuto all'indietro, si torna all'indietro, Spedalieri per Nobile, la pressione isolata di Sipos che però frutta una pallaccia spedita in avanti dal Renate, qui non deve pasticciare Zeliak che evita il corner, la ributta ancora in gioco, bene Ilari, qui però buttiamo sempre sì, cercava Frigerio ma in maniera un po' maldestra, bisogna guardare perché non c'è grande pressione no, nei giocatori ma del è Renate, una palla che adesso per carità dopo da qua è più facile, però è una palla che comunque puoi stoppare, puoi mettere giù e non hai l'uomo a 1 metro che ti costringe a fare una giocata di prima come ha fatto, perché sono tutti palloni che poi dopo facciamo fatica e ci tocca sempre andare a rinculare. Allora, stiamo facendo fatica, non siamo messi benissimo in campo, chissà poi se ci sarà qualche accorgimento già magari nel primo tempo da parte di mister Baldini. Va detto che la partita è ancora molto lunga, siamo al 22esimo. Lancio lungo, colpo di testa a cercare Egarev Ba. Poi c'è Sipos che lotta in mezzo a 3 difensori e fa un po', insomma, fa un po' il torello. Alla fine... Leandro non l'aggancia, Egarev va sul filo del fuorigioco a destra, forse c'era davvero fuorigioco, ma fino in fondo calcia quasi direttamente in porta, la palla attraversa tutto lo specchio dell'area piccola e finisce fuori dall'altra parte.
E sicuramente rischiano di essere più pericolosi loro con queste situazioni che Un po' noi. fortuite anche, no? Sì, ma che poi sono frutti di errori nostri che comunque lasciano campo alle loro ripartenze. Noi comunque siamo macchinosi, arrivare su sempre con 7-8 tocchi, con una difesa schierata, praticamente non so come potremo riuscire a creargli grossi pericoli. A meno che su una palla inattiva, su un calcio d'angolo. Si è visto prima con o su un l'angolo tiro- di Ilari. Perché poi anche quando arriviamo su Sipos è uno che ha bisogno di qualcuno vicino, non è uno che gli dai la palla, si gira in aria e ti fa la giocata. Cioè, abbiamo bisogno sempre comunque di qualcuno che lo accompagna. Galeandro, che potrebbe essere quello un po' pericoloso, gioca molto probabilmente anche per un discorso per coprire anche un po' Critta, che non è proprio, diciamo, un difensore. In quel caso lì magari può essere che Baldini gli abbia chiesto di stare sulla fascia per dargli un po' più di copertura, però lo perdiamo poi davanti, che secondo me Galeandro, per la squadra che abbiamo in campo oggi, è l'unico che ha questa situazione di andare a puntare, a saltare un uomo, andare a creare dei pericoli. Tanto c'è la rimessa di Anghileri. Io mi sono permesso di dire che un po' il leader tecnico Galeandro di questa squadra, perché è quello che fino adesso determina un po' le fortune della squadra, no? Quando inizia a girare lui, la squadra gioca meglio. Sì. Quando è fuori dal gioco è un po' come Lautaro Martinez per l'Inter, no? Sì, a me ricorda un po' il primo Buso, non so se... Palla in mezzo non arpionata fortunatamente da Del Carlo. Il primo Buso, il primo anno che era arrivato, che non riuscivamo poi a capire un po' le caratteristiche che aveva, mi dà un po' quella... Ecco, se devo fare un paragone. Io, per non saperne leggere né scrivere, in questo momento metterei un po', farei fare qualche passo indietro, non so, a Frigerio. Cioè cercherei di coprire, che lo sta già facendo, però anche Ilari magari, cercherei di coprire un po' di più il centrocampo, perché siamo troppo scoperti quando ripartono loro. Ti dico, anche un 4-2-3-1, un po' come abbiamo giocato con l'Arzignano, che lì eravamo anche forse anche troppo sbilanciati, però che c'era Ilari con Galli in mediana. Qui hai... Attenzione alla buona occasione per il Lecco, la palla dentro, buono l'1-2, Ilari di testa, bella azione del Lecco, Galeandro la lascia lì, Ilari calcia, la deviazione, Sipos, la grande parata di Nobile che la blocca lì, a pochi centimetri dalla riga, bellissima l'azione del Lecco, grande azione del Lecco, palla a terra. La prima. Rivediamo, Ilari va a calciare, deviazione, la palla si impenna, Sipos prova a girare con il mancino e poi con il guantone sinistro la tiene lì Nobile e poi la fa sua. Bella azione però. Sì, siamo riusciti ad andare dentro. Peccato perché non aveva grosso spazio per potersi girare, ha voluto calciare di prima, l'ha anche calciata abbastanza bene, che era centrale, ecco, diciamo, non è riuscito a prendere l'angolo. Però bene, dai, speriamo che sia un po' un segnale che gli dia anche un po' di morale, perché poi alla fine è la prima volta che andiamo a concludere da quando abbiamo preso il gol. Sì, la prima parata dei portieri. Sì, perché praticamente Furlan non abbiamo ancora da capire se c'è o no. E di fatto noi è la prima volta che andiamo a concludere in porta. Dai che c'è la reazione del Lecco, ragazzi, questo può essere la miccia che accende la partita blu-celeste. Speriamo. Pensavo era un leone, Denis, no, è una pantera. Sì, la pantera. Le pantere, pantere nere. Le pantega, no, la pantera. Le pantere. Ma dove posso vedere la partita in tele, ragazzi? Seguila con noi, Zalaboy, che non te ne penti. E se poi te ne penti, se cambi canale. Attenzione al lancio lungo in area dove c'è Ionita che prova ad andare a servire di testa, non arriva nessuno a rimorchio. C'è l'anticipo della difesa della Renate. Questa poteva essere una buona occasione, ma mi pare di poter dire che intanto Galli lotta come un leone, lui sì, qui riconquista palla senza fallo. Che ci stiamo proponendo un po' di più. Un po'. Forse l'occasione ha dato un po', l'occasione di prima di Sipos ha dato un po', diciamo, un po' di fiducia, stiamo... Tanto Gianluca mezzo Gaviscon un po' più velocemente la palla, perché alla fine è un po' quello che... Sì, ma questo adesso... Guarda Battistini anche come viene in alto. Diamo anche merito comunque agli avversari, perché comunque non è che... Cioè, tu fai quello che puoi... Non si capiscono l'anticipo su Nobile che era uscito sul servizio per Sipos, quasi combina la frittata e Renate.
Tanto siamo altissimi noi perché eravamo tutti sì, nella metà campo. sono usciti sia Ionita che Ilari che Frigerio, è rimasto Galli da solo. Attenzione a sinistra, scende ancora forte, attenzione a Plescia che calcia di prima intenzione, la deviazione fondamentale di Battistini, ancora lì a sinistra il Renate che si costruisce lo spazio per il tiro, deviato fuori, ci sarà corner. Angolo. Buon Però lì non dobbiamo fare quell'errore che sono praticamente usciti tutti e tre e con un passaggio verticale ci hanno tagliato fuori il centrocampo e dopo Galli è rimasto da solo e lì hanno fatto una ripartenza importante. Ecco, queste azioni qua non dobbiamo concedere, perché comunque abbiamo visto che Renate è pericoloso sia con Plescia che anche l'altro attaccante Eceveria. C'è il calcio d'angolo per il Renate, seguiamolo, palla nel mucchio, colpo di testa anticipare tutti di Zeliak che allontana, poi ne arriva un altro di Spedalieri, il colpo di testa di Sipos, la alza Frigerio, la alza a sua volta Auriletto, è il Ciapanò in questo momento, vediamo se mettiamo un po' di ordine, no, la regaliamo, è Garabbia che si gira a sinistra, trova Riviera, le finte su Ilari, vediamo se Ilari riesce a uno scatto tremendo di Ilari, sbagliano anche loro, che riesce a recuperargli qualche centimetro e a recuperare il pallone, poi Frigerio, out, rimessa Lecco. E adesso si è accesa un po' la partita, no? Sì. Perché anche il ritmo ora è ottimo, buono. Sì, vedi che poi sugli errori partono poi le situazioni come adesso, che poi diciamo Frigerio non è riuscito a trovare Sipos davanti per sviluppare una ripartenza, però alla fine sono state un po' queste le situazioni che hanno un po' determinato le azioni pericolose, che sono due squadre che comunque stanno cercando di annullarsi a vicenda. Peccato che Renate è in vantaggio. Ecco. Eh sì, perché comunque non si è vista superiorità per niente del Renate. Il Renate ha fatto quell'azione lì e poco altro. Mentre comunque Lecco adesso ha avuto l'occasione di Ilari. Attenzione, seguiamo questa azione falso, poi andiamo in break. Sì. Bello ancora l'1-2, adesso sì che le stiamo trovando le misure. Sipos lavora bene il pallone, apre per Ilari, libero sulla destra, Ilari calcia deviato, calcio d'angolo per il Lecco. Seguiamo il corner perché ci stiamo provando. No, non è angolo. E allora andiamo in pubblicità, porca miseria. Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0 full optional di serie, anche termo hybrid, benzina GPL e in pronta consegna. Concessionaria ufficiale DR per Lecco e provincia GP Car. Concorrezzo strada provinciale 13, Monza Melso 70. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Stato a fare qualche azione di prima. E stiamo commentando con il mister che adesso stiamo trovando delle buone linee di passaggio, delle buone azioni, arriviamo a calciare come con Ilari. Allora, quelle due azioni fatte a un tocco alla fine sono quelle che hanno permesso di arrivare al limite dell'area e non dico a creare la situazione per far gol, però perlomeno come adesso con Ilari di arrivare in area a calciare. Sono d'accordo. Perché bello il lancio lungo di Ionita, colpo di testa di Ilari che cercava almeno un servizio, forse per Sipos, difficile, finisce a terra, mai visto. Se velocizziamo un po' riusciamo un attimino a essere un po' più pericolosi, come giocavamo prima, 2-3 tocchi a portare palla, facciamo il gioco del Renate, loro ti chiudono il passaggio, sono bassi, non ti danno profondità. Stiamo subendo molto anche, sai cosa? Stiamo patendo un po' del carro, che molto spesso, attenzione intanto perché c'è il lancio a destra libero e Garavba, arriva Anghileri, Garavba entra in area, la palla sul mancino, prova a chiudere, entra e poi ci pensa Battistini, poi Galeandro, rimane lì il pallone, dovrebbe essere nostra, no, calcio d'angolo. Calcio d'angolo Renate, no, la posizione del carro la stiamo un po' centralmente subendo e anche Plescia di là a sinistra. Sì, e poi il discorso di qua di Galeandro, adesso abbiamo capito perché, poi alla fine rimane su quella fascia, proprio per il discorso di andare poi a chiudere queste incursioni che Anghileri, giusto? Di Anghileri quando raddoppia. Sì, quando sale, perché sennò Critta fa già fatica a marcare il suo, se gli arriva il 2 contro 1 lì subiamo troppo. Va tutto il corner del carro dentro, il pallone deviato dall'altra parte, lo prova a recuperare Plescia. All'indietro Riviera, il cross con il mancino sull'esterno della rete. Giancarlo, loro quando ripartono vanno come lippe.
Sì, vanno molto forti, stiamo facendo fatica un po' a contenerli, come diceva adesso il mister, anche una questione di gamba, e noi non siamo strutturati per questi 1 contro 1 in velocità, perché quando siamo costretti a rincorrere l'avversario verso la nostra porta facciamo molta fatica, l'abbiamo visto anche nelle altre partite. Sì. Non è proprio una caratteristica Sì, di questa squadra. tutti i giocatori comunque È un po' macchinosi, un po' pesanti. no? Sì. Ionita, si è visto poco negli ultimi minuti, prova ora e sbaglia il passaggio per Critta. Sempre molto alto Critta, lui, Infatti per lui quello è che- uno che va, sì. Quando poi partono loro sulla destra ci è sempre scoperto e Garaffa ha preso un colpo intanto. Che è un buon giocatore, Magari che lo fa. parlavamo prima, che è un ex primavera della Fiorentina. Ciao Gianluca, un caro saluto anche a te, vi ringrazio di saluto per farmi vivere il mio Lecco, sono convinto che possiamo recuperare, la Nord deve essere uno stimolo per questa squadra, forza ragazzi, bellissimo il colpo d'occhio anche stasera della Nord, che si vede insomma molto molto numeroso il pubblico di supporto al blu celeste anche oggi. Colpo di testa di Sipo, sali dietro, un po' scoperti lì sulla destra i giocatori del Renate, ci prova Stanga, là davanti ci sono, guarda quanti giocatori in area, quanti giocatori del Lecco. Perché era un'azione veloce, se la giocava di prima creavamo qualcosa. Ora abbiamo rallentato. Rallenti, loro si chiudono, è normale. Permettendo di piazzarsi. Brutto il controllo di Stanga che poi deve fare fallo e qui probabilmente Graziato, Sipos, scusami, probabilmente ci poteva stare il giallo perché ferma la ripartenza del Renate sul numero 21 Riviera e fortunatamente non c'è stato giallo. Partita abbastanza corretta perché non ci sono ancora in 35 minuti i gialli, quindi da quel punto di vista lì sta andando via molto molto soft. Sì, no, per quello non c'è stato niente di falli. Si vede proprio 4-1, 4-1, no? Sì, come atteggiamento nostro. Quando sì, perché poi Galeandro... Mamma mia, Furlan! Il passaggio corto su Battistini stava per essere intercettato. Che brivido! Qui giochiamo bene nel fraseggio, quasi tutto di prima, e arriviamo a centrocampo, poi però lì subentra un po' qualche patema. Ilari la mette giù bene con il petto. Vediamo se Ionita la tiene. Critta che la riconquista 2 volte. Galeandro dov'è però? Perché quella dovrebbe essere la sua posizione. Sparisce il segnale intanto di Sky. Sì, ritorna. no, si era fermato dietro a coprire. Sì, perché su quella Riconquistiamo bene la palla. Battistini addirittura. Poi Critta scende, subisce fallo. No, secondo l'arbitro no. E addirittura Egarevba, l'attaccante che va a chiudere di loro. Si sono un po' persi le posizioni in questa fase di gioco, L'arbitro lascia correre, anche qua forse era falloso l'intervento di Critta che poi va a recuperarla. Molte palle perse da una parte e dall'altra. Critta c'è una bella accelerazione. Mamma mia che gamba che ha, Sì. Si perde qualcosa poi in fase difensiva, ma quando sale... Serie di scivolate, riconquistiamo palla, non c'è fallo? Sì, è giallo per Ilari. È andato in tackle un po' troppo spigoloso qui Ilari. Vediamo sul 27 di Nolfo. Di Nolfo che si è visto poco tra l'altro rispetto ai compagni fino adesso. Primo giallo Ilari. Andiamo in pausa, approfittiamo di questo piccolo break perché il gioco è fermo, torniamo subito. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. 36esimo, anzi 37esimo in questo momento, è sempre 1-0 Renate con il Lecco che sta giocando meglio negli ultimi minuti, nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti. Quantomeno si è messo meglio in campo rispetto all'inizio, dove ha fatto un po' di fatica forse anche per trovare le ma neanche, no? più che altro neanche... Cioè non è che ha subito, ha fatto fatica a star bene sì, in campo, sì. è diverso, non vorrei essere frainteso, ma adesso meglio sicuramente. Sì, è un po' più veloce la manovra, anche se comunque, ripeto, il Renate sta cercando veramente di chiudere tutte le linee di passaggio, vedi che rimangono belli bassi, ci danno poca profondità, vedi su Galeandro dove hai
cercano sempre dove c'è la palla di andare a Il chiudere. cross di Ionita, bello, spiova in area, attenzione Galeandro che arriva lì, Galeandro la mette giù, poi calcia su Nobile. Non ci credo. Voleva l'angolino, Galeandro si divora il gol del pareggio e ha cercato una finta per spiazzare Nobile che invece è rimasto in piedi fino all'ultimo. L'ha voluta piazzare di piatto, Sì. quando poteva andare dentro calciando forte di collo. Mamma mia. Aveva tutta la porta, ha voluto praticamente andare. Rimessa battuta, rimaniamo lì, Ionita che aveva fatto un bel cross. Che occasione, Stefano. Attenzione Zeliak, prova addirittura la conclusione alta in curva. Questa era... Vediamo, rivediamo, bel cross di Ionita. Bellissimo di Ionita che spiove in area. C'è un tocco fortuito di un difensore. Arriva su sì. Galeandro che non riesce ad aprire bene col piattone sull'angolino. Sì, gliela voleva far passare sotto le gambe, l'ha presa col ginocchio il portiere. Che ci è arrivato Frigerio di là forse a rimetterla dentro. Non lo so, però c'è stato il tocco secondo me anticipato Frigerio. Del difensore, che era mette in gioco Galeandro. Sì. Sì, questa... Bellissimo il cross di Ionita da sinistra. Sì, questa era l'occasione per rimetterci... Gioco fermo al 39. Chi si è fatto male? No, niente. Galli. Si è fatto male? No, dico, era per terra, si toccava il ginocchio, no? Ha cercato di mettere a sedere Nobile, no? Con quella finta. E non aveva tanto spazio, ha cercato di fargliela passare in mezzo alle gambe perché poi comunque il portiere era in uscita, gli ha chiuso bene lo spazio. Peccato che con la gamba di richiamo è riuscito a prendere col ginocchio. Ancora Galeandro all'indietro, sempre Ionita da quella zona da cui prima ha scoccato quel meraviglioso cross. Cerca l'1-2 ancora con Galeandro, anticipato, prova a ripartire forte. Il Renate va a spendere un fallo e forse si prende il giallo. Galli. Sì. Secondo ammonito nelle file dell'Ecco dopo Ilari anche Galli. Cos'era il quarto cartellino? Di Galli? Sì. Quindi va in squalifica? No, ancora uno. Uno, sì. In diffida da settimana prossima. E d'altronde poi dopo devi andare a mettere una pezza su ste palle un po' così giocate leggere, perché vabbè, ci stava anche, però è abbastanza che il passaggio non sia proprio preciso che crei poi questa ripartenza che va subito fermata. Renate, la palla lunga, attenzione perché va via, ma c'è la palla troppo lunga. Del Carro si era imbucato tra i due difensori centrali che avevano lasciato scorrere pericolosamente questo pallone, fortunatamente troppo lungo, Furlan la blocca. 41esimo, meriteremmo adesso il pareggio. Sì, no, ma siamo andati un po' come un diesel, un Lecco che cresce. È un peccato non aver trovato il pareggio, perché questa era l'occasione giusta, ma anche vedendo poi il minutaggio andavi all'intervallo con un risultato, diciamo, che ti rimetteva poi in partita. Raddoppio della Giana con l'Atalanta. 2-0 dunque. Ma qui il telecronista di Sky parla di quarta ammonizione che la diffida, cioè si è bevuto un qualcosa, mi sa. A parte che continua a dire il derby, per cui vabbè. Sappiamo benissimo che il derby è ci fa girare le balle. Attenzione al colpo di testa che esce di tanto così. Chi è che è andato? Frigerio? Ancora, no, aspetta, cross di Stanga dalla destra. Mi sembra ancora Galeandro. Che va a staccare, Galeandro benissimo all'angolino, forse quasi la sfiora. Sì. È la palla che prende un po' un giro esterno, esce di pochissimo, ma altra grande occasione per il Lecco. E Galeandro adesso in crescita. È quasi un peccato sacrificarlo nell'andare, vedi, poi alla fine deve seguire l'uomo. Sì. Questo è bravissimo ad andare a tagliare centralmente Galeandro. Perché se lui giocherebbe in aria come seconda punta, quella scalata su Anghileri dovrebbe farla Ionita, no? Molto probabilmente non ha ancora, se giochi 4-3-1-2, la scalata la fa la mezza, però
quanto pare Ionita lo sta tenendo un po' più dentro il campo e Galeandro viene poi a chiudere su Anghileri quando sale, però se qua dopo deve fare un po' quello che faceva Buso, no? Che si spompava nell'andare a difendere sulla fascia, e poi dopo sei meno presente davanti. Peccato perché è quello più pericoloso. Però negli ultimi 5 minuti, insomma, le due occasioni per pareggiare per carità sta bene fisicamente, il problema è che nei 90 minuti poi alla fine lo perdi un po'. Tanto c'è un giocatore a terra fermo per quanto riguarda il... Quando va? Sì. È un Lecco però in crescita. Guarda, è successo veramente tanto nel primo tempo. Guarda quanti appunti ho preso fino adesso. Cioè, è successo tanto in questo primo tempo. Poi le due occasioni più importanti, Sipos e Galeandro, sì, perché anche il colpo di testa di Ilari salvato non proprio sulla linea, comunque poteva essere anche quella un'altra occasione. Il colpo di testa di Ilari, dici? Sì. Che ha fatto il salvataggio difensore. Quella di Sipos invece tu... Sipos il portiere, quella che il portiere... Una parata di Nobile, sì. Queste sono le tre occasioni che comunque noi abbiamo fatto e Furlan non ha ancora... Furlan deve ancora toccare il pallone. L'ha toccato prima su quel... Deve ancora sporcare i guanti. Sulla palla lunga. Purtroppo però siamo 1-0 per loro però vabbè, è lunga ancora, dai. Galeandro il nuovo Buso, chiede Made in Tokyo. Intanto qui apre per Ionita, che cambia gioco a destra. Ilari la gancia e riesce quasi a servire Sipos. Sì, però come dicevi tu, mister, ci può stare. Come caratteristiche sì. Ha anche iniziato bene il campionato, va detto, ti ritrovi fino adesso, è forse il giocatore che hai più valorizzato da questo inizio di campionato. Bella la palla proprio di Galeandro, che poi trova Ilari, a sinistra c'è però larghissimo Critta che guadagna il calcio d'angolo. Dai ragazzi che chiudiamo in avanti al 45esimo, dai che gliela buttiamo dentro. Che cavallo Critta. Dici dov'è Critta? Era già lì, praticamente in braccio a Matteo che sta facendo le foto lì, vicino alla bandierina. Gioca... non abbiamo visto la deviazione, Fausto, un minuto. Calcio d'angolo, Critta con il mancino. Ma poi li calcia anche prima, li calcia bene. Ricordiamoci che manca anche l'Epore, tra l'altro. Il cross, attenzione perché qui ripartono forte in 4 contro 2. Occhio che Galli ammonito, rinculano tutti. Lenta però la ripartenza del Renate, per fortuna. A sinistra la discesa, il cross dentro. Non arriva nessuno, arriva Galeandro. Sì, che deve farsi, però sta spendendo tanto. Dinolfo, si è piazzata la difesa del Lecco, abbiamo corso un grande brillo. Dinolfo prova con il mancino. Furlan la tiene lì. Stava arrivando come un falco vassallo. E finisce probabilmente qui il primo tempo, con questa conclusione che ci fa venire un brivido. 10 secondi, Sì, dovrebbe finire qui. Si chiude il primo tempo 1-0 Renate, ma al di là di questo tiro da fuori, insomma, che non era... Sì, che Furlan non l'ho visto così... È anche vero che poi quando fai tutto il tempo senza fare una parata diventa anche un po'... sì. Che il primo tiro sei lì sempre un po'... Ha scaldato i guantoni al 46esimo di Furlan. Però è andato giù un po' male, non mi è sembrato tanto sicuro. Meno male che poi la palla gli è rimasta vicina, è riuscito a recuperarla. In due tempi la tenuta, diciamo. Adesso ci colleghiamo con Albino, andiamo a fare qualche domanda anche a lui. Ce l'ho la domanda per Albino adesso. Vediamo se lo troviamo. Arriva. Allora, eccoci Albino, mi senti? Albino, mi senti? Non sento Albino, non ho il ritorno. Vediamo se posso la regia. Eccolo. Albino, mi senti adesso? Sì. Eccoti. Allora, primo tempo Albino con un Lecco che è andato in grande crescendo nell'arco dei 45 minuti, però sotto 1-0. Renate che è stato molto fortunato, diciamo, in occasione del gol. C'è stata una deviazione che ha spiazzato Furlan. Questa è la fotografia, questo primo tempo del Renate è la fotografia del campionato fino a qua. Mi è sempre andata bene,
però ripeto, di Foschi me ne infischio sul gioco di parole. Me ne infoschio. Faceva anche il cinema in panchina, non avete potuto vederlo. E si è intravisto che si sbracciava in alcune situazioni. Ecco. Deve stare un po' attento però ad essere meno, a fare meno il finto amico, perché non è un amico. Senti, parlando del Lecco, dicevamo un Lecco che è andato in crescendo, perché forse ha patito un pochino all'inizio le misure in campo, no? Perché quando cambi così tanto, ovviamente... No. Poi però le ha trovate un po', no? Le ha trovate, perché ha trovato una grande prestazione di Ionita fino adesso, una grande prestazione. Molto nel vivo del gioco. In velocità, ma poi legge bene la partita lui. Ma il problema di fondo è che noi abbiamo sbagliato, questi una serie di appoggi a centrocampo, sì. Anche il gol loro è Frigerio che gli regala palla, se hai visto l'occasione del gol. Sì, no, ma ripeto, se questi errori non fossero stati fatti, se la palla sanguinosa di Frigerio non fosse stata giocata a centrocampo, attenzione, e data loro vi dovete dire quante occasioni ha avuto sto Renate qui, tutte nate da situazioni in cui eravamo un po' impallati noi dal punto sì, bravo, però non hanno mai calciato di fatto in porta se non alla fine con quel tiro da fuori che Furlan ha tenuto. Allora io, siccome vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, come dico spesso, dico che Lecco ha fatto una buona prestazione, no? È mancato un po' la fortuna del gol, perché le occasioni le abbiamo avute. Assolutamente, ha avuto 3 occasioni nitidissime, quella di Sipos, poi quella di Galeandro 2 volte, soprattutto la prima, perché poi aveva quasi messo a sedere il portiere, che è stato fortunato a trovarla lì. Poi Galeandro non è riuscito, abbiamo visto il replay, ad angolare bene quel piattone lì, purtroppo. Ma queste squadre qui allenate, queste squadre qui che hanno un foltissimo pubblico al seguito, una curva che è stata chiusa per motivi di sicurezza per quanti tifosi, scusate l'ironia, potessero arrivare, sono squadre che io non riesco a capire come ci si possa divertire a vedere questo tipo di calcio. Un calcio speculativo, veramente un calcio d'altri tempi, no? Uno diceva, conta il risultato, bene, vedremo alla fine, se hai vinto conta il risultato, di sicuro non pagherò mai il biglietto per venire a vedere una tua partita, perché se giochi così proprio mi fai morire da ridere. Assolutamente. Attendiamo anche il dato degli spettatori, non so se gli è arrivato non ancora. No, ancora no. Cosa che chiedo ai colleghi, quanti spettatori c'erano? Non è ancora arrivata la comunicazione. Non è ancora arrivato, ok. Ti aspetti, Albino, qualche cambio subito oppure si andrà avanti per qualche minuto ancora così? Come adesso penso che andremo avanti, gli darà una bella pettinatina negli spogliatoi e poi partirà così, poi penso che dopo 11 minuti vedremo i primi cambi. Assolutamente, di chi può essere? 2823. 2823, anche stasera un bel dato, cavoli. Molto, sì, molto ripeto, adesso... E mancano gli ospiti, perché non ci sono, non esistono. No, gli ospiti, ma io sto guardando la Sud che è una cosa impressionante. Cioè, non capisco, questo vale anche per la Ferrari Sarolo, dico, sì. Io non ho nessun timore, non capisco queste squadre che hanno un pubblico di 100 persone, parenti, amici, conoscenti di giocatori. Perché sono squadre, società probabilmente diciamo improvvisate senza una storia, che poi magari sono già anni che ci sono, però non hanno quella storia dietro che scalda la piazza e che la costruisce. No, non hanno neanche uno stadio e non si capisce, come per esempio una Lega che a noi l'anno scorso ci ha rotto le palle vita naturale durante per qualche mese, no? E questi non hanno neanche uno stadio, continuano imperterriti a giocare in uno stadio che non è il loro da anni. E non solo, una è arrivata in Serie B e l'altra l'ha quasi sfiorata. Albino, poi tra l'altro hanno anche la sede amministrativa sociale in Corso Matteotti 5 a Lecco. Ma quello non vuol dire, perdonami Fausto, quello vuol dire poco, perché non è questo, è che la Lega dice che tu non puoi avere praticamente diciamo così l'agevolazione di giocare in uno stadio non tuo di proprietà e di pertinenza per più di 2 stagioni. Contate le stagioni del Renato, è a Meda da una vita, è una deroga continua. Io mi ricordo la prima volta che l'abbiamo affrontato nel 2012-13 era già a Meda. Certo. Lì, probabilmente gli hanno dato un carrello elevatore a qualcuno in Lega per spostare i mobili di casa e via. Va bene Albino, dai, su questa battuta ti salutiamo, ci sentiamo più tardi. Sì, è buon secondo tempo, dai, speriamo di continuare così e di arpionare almeno il pareggio e poi magari vincere.
Va bene, dai, ci prendiamo un piccolo break, tra qualche minuto torniamo per raccontarvi il secondo tempo. Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni, il tuo partner per ogni esigenza. Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blu-celesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su squadra e società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.
conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Sempre stato... Rientriamo in diretta, è cominciato proprio da qualche secondo il secondo tempo, scusate il gioco di parole, cambio dentro Rocco, fuori Frigerio. Come ci sistemiamo secondo te, mister? Attaccante per un centrocampista? Sì, sicuramente faremo 4-3-3 adesso penso, Puro, sì, Rocco e Aleandro con Sipos davanti, e Ilari e Ionita le due mezze e Galli davanti alla difesa. Adesso poi vediamo, a meno che fa un 4-2-3-1, però può essere anche quello. Adesso vediamo subito le posizioni. Ci proviamo subito, palla lunga direttamente sul fondo per Nobile che andrà a battere. Allora Galeandro è andato a destra, Sipos rimane davanti, Ilari rimane alto, a meno che Rocco fa... sì. Cioè quindi Rocco va a sinistra? Vediamo, sì, Galeandro a destra. Rocco sì, è qua, sì. Attenzione, centralmente Galli ammonito, recupera palla senza fallo, non può mettere la gamba, si lotta su questo pallone. È un cambio anche, ve lo devo dire, vi devo rendere conto anche del cambio del Renate, perché fuori di Nolfo, dentro Ghezzi ex Brescia, mi dicevi. Sì, lui è buon giocatore, è già un paio d'anni che lì aveva giocato anche in Serie B. Frigerio mi viene a dire che probabilmente non aveva 90 No, minuti. non ha inciso tantissimo. Adesso al di là dell'errore, che però vabbè, per carità, non è che sicuramente un po' l'ha condizionato, però non ha fatto una gran partita. No, non ha ancora la condizione. Si passa così al 4-3-3 puro. Ecco subito il pallone giocato da Battistini per Galli in questo momento. Sì, che vedi Rocco, dopo il è un po' quello che ti stavo dicendo prima delle caratteristiche di quando giocava Rocco in Serie D. Che va a sinistra per cercare, attenzione, cross dentro, non ci arriva, Ilari tagliato fuori dopo il tocco di Sipos. Stanga rimane in attacco il Lecco, Galeandro si apre a destra, Stanga cerca proprio il numero 11 blu celeste che rientra, la palla Ionita che ha toccato tanti palloni, come diceva, qui non va nessuno sulla sovrapposizione, sul tocco di tacco di Stanga, rimane però in davanti alla panchina del Renate il Lecco. Come diceva Albino, Ionita ha toccato, no, la rimessa non è nostra? No, è loro. Vabbè. Ha toccato tanti palloni. Sì. Ha toccato tanti palloni. Sì, no, ha fatto comunque abbastanza bene. Visto un buon Lecco nonostante il risultato ML, ma che commento quello sul pubblico del Renato della Ferrari, Pistola calcio si gioca in campo. Speriamo di segnare 1-1. Beh, insomma, è stata espressa un'opinione. Albino diceva non mi diverto, attenzione perché prendiamo un'altra brutta palla, fortunatamente incespica un po' nel pallone il numero 11 del carro, sempre lui che poi va a calciare alto. È un colpo di testa all'indietro che a momenti ci costa, meno male che se l'è allungata un po', è arrivato quasi in scivolata a calciare. Sì, comunque come dicevamo prima, Galli davanti alla difesa, Ilari centrodestra con Ionita centrosinistra e Rocco che parte a sinistra, come ti stavo dicendo prima, che parlando con un allenatore che l'ha avuto mi diceva che in Serie D ha fatto praticamente tanti gol, sfruttando un po' il fattore che sull'esterno basso di solito giocavano i giovani, lui
su quella sua caratteristica di entrare e calciare, perché comunque lui ha un buon calcio col destro, ha fatto un sacco di gol in Serie D. Però in Serie D, vediamo se in C questo tipo di giocata può premiare. Sì, o anche questo tipo di posizione. Che era un po' la giocata di Buso per certi versi, no? Che quella funzionava, però. Vediamo, palla proprio a cercare Rocco che si fa scavalcare, c'è un tocco forse, vuole il calcio d'angolo e c'è? No. Non c'è, si lamenta Rocco, dai, subito via il pallone, però non perché poi l'ha anche lasciata sfilare. Quasi fosse convinto del tocco. Forse sai che la tocca di testa? Ha ragione Rocco. Sì. Ha ragione Rocco qui, non c'è il calcio d'angolo per il Lecco, la rimessa dal fondo di Nobile, il pressing proprio di Rocco, portato le prime intenzioni, se la cava in qualche modo il Renate, il lancio lungo a cercare il numero 32 Ghezzi, il nuovo entrato, che in posizione molto avanzata, proprio lui cerca di servire la corrente Siega, non ci riesce, rimessa dal fondo per il Lecco. Il ritmo ancora abbastanza alto, il 4-3-3 è una buona formazione. Segnerà Rocco e i suoi fratelli Mucarol, Galli e Ilari, speriamo. Non sarebbe male, caro Mucarol, non sarebbe proprio male. Dicevi, mister? No, dico, bisognerà vedere poi dopo nella fase di non possesso quanto aiuto possa dare Rocco Per adesso lo vediamo rinculare a dar fastidio. Perché Leandro il primo tempo si è speso tanto per andare comunque ad aiutare Critta. Furlan comunque con i capelli biondi inguardabile, cioè io lo dico, poi sta parando bene perché sta facendo il suo. All'inizio dell'anno ti ricordi c'era, nonostante sia un portiere di categoria, c'era qualche perplessità, poi però devo dire che per adesso bene Furlan. E forse pagava anche il fatto che arrivava da un anno dove non aveva giocato, magari. Lancio lungo sulla destra del Renate, colpo di testa di Rocco, eccolo qua, che torna indietro nella metacampo difensiva. Enrico, restiamo con i piedi per terra, siamo sotto di un gol, Renate si difende bene, hanno più garra di noi, mi piace il termine garra, anche se in realtà poi Renate ha combinato poco dal punto di vista offensivo nel primo tempo, al di là del gol, l'abbiamo detto molto fortunoso, mentre Lecco ha avuto 3 occasioni nitide per passare il vantaggio. Scusa, per arrivare al pareggio. Proprio grossa una, diciamo, proprio quella di Galeano. Però anche le anche le altre sicuramente. Non erano male. Stanga, colpo di testa bello, di prima intenzione, Ilari non va nessuno, dentro però non si buttano né Ionita, Sipos non c'è, Ilari ora sta crescendo, tocca molti palloni, crescendo anche di condizione forse. Stanga si fa, ma non si è ravveduto del... c'è fallo di Galeano, del pallone che scorreva, Foschi non molla, Denis. Ma più che Foschi, non lo so. Sì, diciamo che col minimo sforzo il massimo no. Che è un po' quello che faceva anche qui a Lecco, lo sappiamo, un po' all'Allegri, un po' alla... perché poi alla fine non è che hanno fatto chissà cosa. Recuperiamo palla con Rocco, vedi come parte molto lontano quando sono in possesso loro. Attenzione Garefba che prova a calciare, Furlan respinge con i piedi da destra in diagonale, forte di Garefba, Furlan risponde coi piedi. Perché sta palla buttata? Abbiamo regalato una rimessa laterale con Battistini su una palla che poteva stoppare, se gli è arrivata un po' troppo forte nei piedi, però era libero, era una situazione che poteva anche controllarla e giocarla. Palla sul fondo, non dobbiamo rischiare però su queste ripartenze, naturalmente il Renate punta molto per cercare di raddoppiare, perché insomma in questa situazione sarebbe veramente, francamente, molto difficile poi recuperare un eventuale svantaggio di 2 reti, no? Sì, adesso dobbiamo un po', ritornare a muoverla un po' più velocemente come avevamo fatto poi da metà primo tempo in poi. Accorcia le distanze all'Atalanta, 2-1 con la Giana. Stanga sulla destra, molto compatto però il Renate, ora costringe il Lecco a ripartire da dietro, giro palla tra i difensori, Silek Battistini. Sono un po' più veloci ancora. Poi Critta, partito Rocco a sinistra, Critta ora che ha Rocco davanti e ovviamente parte da un po' più basso, no? Ma vedi, ma come si inserisce? Ma dov'è? Rocco, sì. No, viene cercato. Critta. Critta dici, è già lì. Il tempo di parlare era già lì. È già lì. Aveva già superato Rocco. Sì, ancora...
Le altre partite di questa ottava giornata domani... No, dico, mi piace come mentalità di essere un giocatore che comunque vuole, però su quell'out stanno arrivando però... di azioni offensive del Renate che vanno sempre un po' da quella parte lì. Dicevo, le altre partite sabato si giocano alle 15. Domani è veramente spezzatino questa giornata. Novara Pergolettese alle 15 con Triestina Provercelli, alle 17:30 Arzignano Alcione Lumezzane Trento, alle 15 Padova Vicenza, big match di questa giornata naturalmente, intanto finisce a terra il giocatore del Renate, alle 17:30 di domenica Caldiero Terme Virtus, Verona, Unione Cluniense Pro Patria. Galeandro è costretto ad andare indietrissimo a giocare questo pallone, guardalo lì, poi da palla a Ionita che apre, Critta, Galli, centrale, ha un po' di spazio, ma ci sono le tre linee del Renate praticamente. Bello il pallone di Zelia che è a cuore dell'area, Galeandro che appoggia per la conclusione, la parata! Si divora un gol incredibile, Sipos da 1 metro la spara alta in curva sud. Non ci credo. Andiamo a pubblicità. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Clamorosa l'occasione per il Lecco poc'anzi con la tanto c'è fallo qui su Stanga da parte del numero 23 Sega. Una buona partita Stanga, Sì, oggi di sostanza. Zelia che imbecca Galeandro al centro, al limite dell'area. Galeandro vede la corrente Rocco, lo scarico interno destro, parata di Nobile, arriva sul rimpallo Sipos che da 1 metro spara verso le meridiane. Bocalon, eccolo il momento di Bocalon che entra al posto di, non l'ho visto, Siega. Vediamo. Avevano già fatto vedere, no? Non si è vista forse. Anche Mazzaruppi. Anche Zuberek. Mazzaroppi. Allora, intanto Bocalon per il numero 9 Egareva. Mazzaroppi. È uscito adesso Egareva, l'altro è 17. 25 Vassallo. 25 Vassallo. Quindi fuori Vassallo e si li hanno invertiti. Luachima intanto nell'Ecco, mi sto perdendo le sostituzioni. Allora è uscito Sipos, Luachima per Stanga, che è uscito Sipos per Zuberek. Sì. Come ci mettiamo davanti? Sempre 4-3-3. Sì. Vabbè. Ci sta. Sì, è già andato. Sipos paga un po' anche questa pallata del pareggio. Non lo so. Dopo gli attaccanti si giudicano, sì, per il lavoro va bene, però poi dopo per i gol. Oggi ho avuto 2 occasioni abbastanza importanti, soprattutto questa. Vabbè, anche l'altra poteva anche incrociarla meglio, però questa a 1 metro dalla porta. Sanguinosa questa. Tanto c'è brutto fallo, non so se c'è giallo anche, no? Non è arrivato cartellino. Ilari a terra, c'è calcio di punizione sulla 3/4 per il Lecco. Dovremmo rimanere 4-3-3, non dovrebbe cambiare da un punto di vista tattico la partita del Lecco, con forze fresche. Sì, con forse un po' più di spinta anche sulla destra. Sicuramente abbiamo 2 terzini che sicuramente daranno un po' più di spinta, soprattutto qua, perché vabbè, a sinistra veniamo giù bene con Critta, di qua che abbiamo fatto un po' meno con Stanga, anche se ha giocato bene. Loro hanno fatto attenzione, il gol del pareggio! È fuori gioco, adesso ve la raccontiamo.
rimasta a terra anche Sì. Nobile, durato Palo poco di l'entusiasmo. Ilari, giusto? Palo di Ilari, poi c'è il tapin vincente, non avevo visto di chi, forse di Rocco, no, non si è visto. Molta sfortuna, rivediamo. Allora, Ilari calcia forte con il mancino, palo e poi Battistini che va. Ma scusa, per fuori gioco sul tiro di Ilari? Molto probabilmente calcola già dal tiro. Eh sì, perché erano praticamente... Peccato veramente qui, perché alla 59esimo... Dai, c'è mezz'ora più recupero. A terra Nobile ancora. Sì, che non ho capito dove ha sbattuto. No, e poi il tiro è andato sul palo. Non è andato a contrasto con... Gran mancino di Ilaria e palo. Qui Ilaria ha tirato fuori una gemma dal punto di vista tecnico perché è andato a calciare un pallone difficilissimo. Sì, una mezza torsione. Sì. Palo pieno, palla che rimbalza poi davanti all'area piccola e Battistini la insacca, ma in posizione evidentemente di offside. Luakima che apre per Galeandro sulla destra, ora Lecco sta giocando bene, Zuberek la tocca per Ilari, di poco non arriva Rocco che tagliava centralmente. Lui fa quel movimento lì, vedi, parte largo, poi stringe dentro a cercare la palla sul destro. Galli arpiona il pallone, apre sulla destra per Luakima, appena entrato, fallo su Galeandro, non fischiato, rimaniamo in possesso con Ionita che scarica, Ionita se ne sta giocando 60 per adesso. Sì, velocizziamo un po' che li viene a stiamo prendere mettendo in palla, difficoltà. sembra avere ancora gamba e fiato e allora rimane dentro. Ora giro palla dei difensori a sinistra con Critta. La sciabolata per cercare di servire Galeandro che la mette giù bene. Galeandro di prima intenzione con il mancino, la zona in cui però non ci sono compagni, arriva di gran carriera Critta, la lascia scorrere Ghezzi, guadagna rimessa, fa respirare il Renate. Vediamo cosa ci scrivono i nostri amici da casa. Quanti messaggi. Allora, dove eravamo arrivati? Bisogna però metterla dentro prima o poi Giancarlo, siamo d'accordo. Dobbiamo fare la curva in diretta, Denis. Gol di Mauro, purtroppo Dai che arriva. ha annullato. Gianluca, qualcuno mi deve spiegare perché nel secondo tempo si attacca sempre sotto la Sud. Noi abbiamo vinto partite come questa con la curva a spingere. Ha ragione Gianluca, evidentemente mi viene da pensare che abbiamo perso il sorteggio iniziale, se no siamo scemi. Cioè, nel senso, non ce testa n'è. croce. Sì, perché se scegliamo di attaccare la ripresa sotto la Sud siamo scemi. Giancarlo, fuori gioco no. Denis, Mauro, entra Zuberek, entro anche io. Buonasera a tutti, ciao Mauro. Spero che segniamo, Denis. Sì, speriamo tutti, però il tempo passa, 62esimo. Si riaffaccia il Renate ora nella nostra tre quarti sulla destra con l'azione di Ghezzi che torna indietro, crossa con il mancino, attenzione, colpo di testa, la parata di Furlan, era tutto solo Soletto, cosa ci faceva? Non ho visto chi, forse Bocalon. Come si fa a concedere quel colpo di testa lì, mister? Comunque Ghezzi è un buon giocatore. Ripartiamo forti noi con Luakima che viene però stoppato dall'intervento pulitissimo. No, ma non c'era fallo, lo va a fare poi Zuberek per spezzare l'azione offensiva. Mamma mia che pericolo, enorme pericolo. Qua gli ha dato un calcio a Zuberek. Ghezzi, se non ho visto male, poi no, addirittura il numero 11 del Carro, grande parata di... Si è inserito, sì, Furlan. non era Bocalon. Sì, la struttura sembrava Bocalon, però anche del Carro molto strutturato fisicamente. Ha fatto una bella giocata a Ghezzi. Sì. Perché è andato sembrava essere sul destro, invece si gira con il mancino e trova liberissimo del Carro. In zona quasi secondo palo, va a staccare bene di testa. Furlan non si riesce a capire perché lì quella zona è di Seglia, che molto probabilmente Seglia che era in marcatura su Boccalone si è liberato molto probabilmente dietro sul nostro... Vediamo. Galeandro va fino in fondo, prova a entrare in area, viene però anticipato, riesce a uscire la difesa del Renate. Bravo.
Rimaniamo lì, Zuberek deve aprire bene a destra dove c'è Ilari, dentro ancora Zuberek che prova l'azione solitaria nel cuore dell'area, ora esce. Sì. Comunque bella cosa. Prova, poi però solo contro ancora due. È buona, La guadagna in un primo momento, poi però troppo difficile solo contro due. Allontana la difesa del Renate, poi fare fallaccio su Battistini, si gioca. Sì, l'arbitro sta un po' lasciando correre lasciando tutto. prima, Aia che Battistini si fa male al ginocchio, no Aia. No, preso una Andiamo in pausa, torniamo subito. Cazzo, ma che... Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0 full optional di serie e anche termo hybrid benzina GPL in pronta consegna. Concessionaria ufficiale DR per Lecco e provincia GP Car. Concorrezzo strada provinciale 13, Monza Melso 70. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Palla troppo lunga, non la recuperiamo. Stiamo un po' freddando i tempi. Ci stava anche quella giocata in profondità, però ho sbagliato la misura. La rimessa per il Renate vicino alla bandierina, la giocano male però, e allora recuperiamo ancora palla con Luachimai. Cambiano, hanno dato verva all'Ecora, però bisogna concretizzare, ragazzi. Poi il numero 23 Siega, rimessa ancora Lecco. Attenzione che c'è Galli libero di qua, non lo vede Ilari. Lascia a Luachimai. Ora invece Galli marcato. Lungo Luachimai, colpo di testa, 2 colpi di testa a cercare Rocco nel cuore dell'area. Brutto il controllo di un giocatore del Renate. Zeliak di prima intenzione, la ributta dall'altra parte. Ci sarà calcio d'angolo. No, la palla colpisce la bandierina ed è ancora in gioco. Rocco, le finte di Rocco che poi prova a crossare corto direttamente tra le braccia di Nobile. Tommaso Nobile, classe 96. Dai che segna Ionita, non la vedo finire bene. Dai Baldini, datevi una mossa a tutti. Ma in realtà Enrico, se la stanno dando. Manchiamo un po' di precisione negli ultimi 15 metri? 20 metri? Quando si tratta di finalizzare. Anche a 2 metri. Anche a 2 metri in realtà, perché abbiamo negli occhi ancora l'occasione di Sipos divorata. Perché è chiaro che se Sipos avesse fatto quel gol staremmo raccontando un'altra cosa. Poi nel momento anche, diciamo, dove vai ancora ad avere minuti per poterla ribaltare. Sì, perché un gol adesso comunque ti darebbe ti dà hai il tempo, ma ti dà quel boost per cercare per provare a portarla a casa. Dal punto di vista, diciamo, morale. Adesso dobbiamo essere bravi almeno a raddrizzarla. E poi loro comunque non stanno facendo niente. Adesso, al di là della giocata prima di Ghezzi che ha messo un bel cross, però non è che stanno facendo niente. Ammoniti dovrebbero essere solo Ilari e Galli. Sì, perché Zuber colpo di testa dentro, attenzione però, perché ancora il 2-0 del Renate con il numero 44 che va a calciare libero nel cuore dell'area. Mazzaroppi, e arriva il raddoppio all'improvviso, un po' cose freddo del Renate. Mazzaroppi che si gira libero in area, però troppa libertà. Sì, a parte che lì se entrava era rigore, perciò ho dovuto quasi lasciare. Non può nulla Furlan. Vediamo, cross dalla destra, palla colpisce la schiena, e molto fortunati qui. Poi è bravo ad allungarsi il pallone e a prendersi lo spazio per il tiro. La schiena di Del Carro. Sì. La schiena di Del Carro. Sì, che poi eravamo in 3 sul pallone. Vista, dai, che culo di merda che c'hanno questi. Culati. Dai, 20 minuti più recupero. Diventa sempre più difficile, ora quasi impossibile. Vediamo se c'è la possibilità di andare alla... No, peccato non alla rimonta. Non aver fatto quello che dovevamo fare prima, le occasioni dopo non ti ricapitano. E ora sotto 2-0 diventa veramente difficile, perdiamo un altro pallone, ora un po' anche la lucidità
che inizia a mancare. Concediamo una rimessa laterale. Male male, scrive Made in Tokyo, sì. Palleggiati, cretino. Rimessa laterale sulla 3/4 per il capitano Anghileri. Ora Lecco tutto nella propria metà campo. Un gol adesso per cercare servirebbe di ipotizzare una rimonta, ma diventa sempre più difficile. 2 gol fortunosi comunque, lo diciamo, perché un tiro deviato per 1-0 e poi qui sì, questa è una palla che è rimasta del carro lì, gli arriva sulla schiena, di spalle. Rocco l'arpiona bene, prova ad andare via, viene atterrato, c'è calcio di punizione, arriva per Anghileri. Anghileri ammonito. Anghileri ammonito, il terzo ammonito di questa gara dopo Ilaria e Galli nelle file del Lecco. Arriva anche l'ammonizione per il Renate Anghileri. Calcio di punizione per il Lecco, ci va Critta da lì con il mancino, non c'è Lepore sul destro, quindi va lui, vediamo se crossa. Un po' di centimetri, no, Ionita, Battistini. Ne abbiamo Zuberek. Zeliak. No, per Critta di solito le mette anche bene. Critta lungo sul secondo palo, colpo di testa del giocatore Renate, non ci arriva nessuno, sarà ancora corner. No? No, ha toccato qualcuno dei nostri, non si è visto. Lasciata sfilare. Non si è visto. Sì, l'ha messa un po' troppo dietro, era una palla che andava messa un po' più verso la porta con... Pesano tanto gli errori sotto porta a questo punto, perché sia quello di Galeano nel primo tempo che quello di Sipos li devi segnare. Sì, di fatto poi sul gioco non siamo inferiori, non siamo stati inferiori a loro, anzi, che nelle occasioni purtroppo quando le sbagli così diventa 2 occasioni a 2 metri dal portiere. Davvero molta sfortuna, diciamolo, non vogliamo trovare scusanti, perché comunque stai prendendo 2-0 in casa con il Renate, ma veramente loro hanno fatto 2 tiri in porta fondamentalmente da dentro l'area. Non è una partita che devi essere 2-0 per il Renate. Però c'è da dire anche allo stesso tempo che devi segnare le occasioni che crei. Questo è elementare, ma è così. Sia Galeandro nel primo tempo, sia Sipos soprattutto dopo, li devi fare quei gol. 6 punti persi. Non lo so se 6, sicuramente quelli con la Pro Vercelli possono essere punti persi. Qui forse un punto fino a questo punto. Bello, cross dentro, Ilaria non ci arriva. Galeandro entra in area, il gioco è fermo. Fallo di Zuberek. E poi adesso rimangono a terra, iniziano un po' anche le sceneggiate. Ciao Fausto, ti saluta Denis. Ciao mister, ciao telecronista. E rimane a terra, tra l'altro fa la sceneggiata. È così. Cambio nel Lecco, dentro Tordini. Al 72esimo, fuori. Finisce qui la partita di Ionita. Una buona partita. Tutto sommato bene, sì. Pensavamo positivo, no, anche... mette Tordini largo e cambia qualcosa, mi sa che fa 4-4. Andiamo in pausa, parliamo subito intanto. Mette Tordini largo, fa 4-4-2. Chi va alla ricerca della purezza, chi va d'accordo con il pianeta, chi va oltre il solito fondente, chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Si riprenderà con un calcio di punizione al 73esimo per il Lecco. Dentro anche Tordini, vediamo se dà la scossa Mattia. Galli? No, niente. No. Ci sarà calcio di punizione affidato a Zeliak. Si parte con un tocco corto per Ilari, che ha toccato tante palle, tra i migliori del Lecco, Ilari. Sì. Anche oggi. Sì.
Belgrado è sempre pericoloso, palle inattive, comunque il primo tempo ha avuto l'occasione che poi è stato il salvataggio. Centrocampo tutto sommato hanno fatto bene, sia lui che Galli che Ionita. Diciamo che quando hanno trovato le misure e poi hanno iniziato a giocare un bene. po' meno bene Frigerio, Fallo di mano di un Critta po' che più scivola fatica dalla e alla fine peccato. Però non è ancora finita, vediamo se riusciamo, ci vuole un gol adesso per cosa manca? Un quarto d'ora più recupero. Sì. Ci prova Renate, ma controlliamo il pallone, poi Battistini allontana. Renate che può usufruire di un calcio di punizione al 75esimo, siamo praticamente sulla linea di centrocampo. Diventa durissimo ora. Fuori gioco. Sì. Fuori gioco si ripartirà con la calcio di punizione per Furlan direttamente. Ha già provveduto a 4 cambi il mister fino adesso, anzi no, sì, 4? Sì, l'ha chiamato di Zuber e Rocco. Ecco, sì. 3 invece per quanto riguarda mister Foschi. Ci proviamo a sinistra, dai ragazzi. Ilari servito in questo momento. Oh, non l'arpiona, non la tiene lì, Tordini che scivola. E allora riparte. Primo pallone cercato, Tordini non la tiene, però non è ripartito il contropiede del Renate che torna all'indietro. Spedalieri. Poi Zeliak, la lancia lunga, una serie di rilanci imprecisi. Galli si è accasciato, attenzione. Io l'ho visto già prima, era una smorfia, mi sa che è problema muscolare, mi sa. Vediamo. No, si è alzato. No, si è alzato, però si avvicina, c'è il cambio. C'è Sì. C'è il cambio subito dentro Gunduz, addirittura. E come ci mettiamo? Ilari. Super offensivi. Ilari a forza di cose non abbiamo cambi. Ilari più tutti gli altri. Ilari contro tutti a centrocampo. E c'hai Tordini, c'hai Galeandro, c'hai Zuberek, c'hai Rocco e c'hai Gunduz. Più Critta e Lukuma, che anche loro sono due abbastanza offensivi. Siamo al 76esimo, in teoria ci sarebbe ancora tanta partita, no? Cioè, 20 minuti quasi, recupero, ma devi buttarla dentro per provare a riaprirla. E da quando abbiamo subito il 2-0 possiamo dire che stiamo facendo più fatica. Un po' più imprecisi, viene a mancare l'abbiamo un po' subito di testa. 2-0 ha spento un po'. Assolutamente d'accordo con te, mister. No, dai. Vediamo con tutte queste. Ilari ora viene lui a sventagliare da centrocampo. Bella l'apertura di prima sulla sinistra per Critta, anzi per Rocco. Le finte, il pallone. Critta è nel cuore dell'area, cross dentro, non c'è nessuno. Sì, Rocco è venuto dentro, gioca praticamente dietro Zuberek. Galeandro è rimasto a destra. C'è un problema però a sinistra, che non può essere ignorato, mister, ed è quello che nelle ultime 4 partite abbiamo subito 8 gol fino adesso. Vado a memoria. 2 del 3-2 vinto, 3 e 2 oggi. 2 oggi, anzi le ultime, no aspetta. Qua, sì, 3, 2. E uno, sì, e uno con la Triestina sono 8 in 4 e sono 7 in 3 partite. No, scusami. 7 in 3 partite. Sì, 7 in 3 partite, sì. Sì, per come eravamo partiti senza prendere gol. Un problema. Gunduz tocca il suo primo pallone, apre bene sulla destra dove c'è Luakima, costretto ad arretrare per la pressione dei giocatori. Galeandro non ne ha più, ma è costretto a stare in campo. Riparte il Renate,
Attenzione Mazzaroppi ancora che taglia tutto il campo centralmente, poi apre sulla destra, No, si fa prendila. scorrere Critta che sembrava poterci arrivare su questo pallone. Attenzione perché ora prova il tiro, Gunduz la recupera bene, prova a far ripartire il Lecco, Rocco, vediamo Rocco. se abbiamo forze per ripartire. Tordini, cambio gioco troppo lungo, pallaccia di Tordini che qui non ha guardato su Galeandro. Non è entrato bene fino a questo punto Tordini. non ancora da far niente di pericoloso. E Foschi 4-4, l'MLM, una botta qua, una botta là, sta portando via la vittoria fino adesso. L'ultimo tocco è di Galeandro. Rimessa laterale battuta dal Renate, naturalmente ora non può che aspettare lì dietro le azioni del Lecco, Loachimà, Zuberek. Guadagna rimessa laterale, dai che mancano 10 minuti, il tempo ancora ci sarebbe ragazzi, ci sarebbe. Sembra che Renate, chiede Mauro, abbia interpretato meglio il match fino ad ora, cosa ne dite? Ha fatto il suo match, sì, dal suo punto di vista l'ha fatto bene. Si è trovato in vantaggio e l'ha gestito. Poi vabbè, dopo sono gli episodi, perché se non gli facciamo il gol già al primo tempo è un'altra partita. Gianluca, vi saluto, buon fine settimana a tutti. Ciao Gianluca. Marinella, ma un gol magari no, sarebbe bello. Eh sì, certo. Poi come diceva qualcuno, Giancarlo, dobbiamo sfruttare l'occasione, non le sfruttiamo, come dicevamo anche noi prima, diventa veramente molto molto difficile. Recupera un altro buon pallone Battistini che esce, palla al piede, ora però se ne deve disfare e poi la perde. Un intervento di Siega, poi una deviazione, Ilari tagliato fuori, ci sarà rimessa davanti alla panchina di Foschi. Per il Lecco, dai ragazzi, lo so che è dura, lo so che il morale è a terra, ma un gol può rimetterci in pista, anche se siamo estremamente squilibrati. Vedi Battistini, vedi che è andato a pressare, cioè è andato un po' a dare la scossa davanti. Perché anche un po' più di... Ultimo break, poi torniamo, dai, e seguiamo in apnea questi ultimi 10 minuti. Cioè, Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in Riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Si gioca con il Renate che ora gestisce palla all'indietro a Nobile. Ancora giro palla, poi la pressione di Loachimà che ha commesso un altro fallo. Sì, adesso ogni fallo, questi stanno giù, sì. 30 secondi, non c'è niente. Fanno un altro cambio loro. Chi è che entra? Il 50, esce il 23, il 50 è Pellizzari. Dentro Pellizzari e fuori? Il 23 che è Siega. Che si è fatto male prima e probabilmente non ce la fa. Lancio lungo, il colpo di testa di Battistini, rimane in possesso però il Renate che ora gioca anche a far trascorrere il tempo sul cronometro, il tunnel involontario su Gunduz. Qui viene fuori un po' anche quella che è la particolare rosa dell'Ecco, perché siamo squilibrati in campo adesso ma non abbiamo alternative. Sì.
centrocampo non è più nessuno, tolto tutti, va viene da sé che non ti devi adattare. Galeandro la stoppa, ma di petto c'è fuori gioco e il tempo passa. 2-1 sempre dalla Gianni Erminio sull'Atalanta. Intanto sta maturando la seconda sconfitta consecutiva per il Lecco. Ha tirato una bella gomitata a Battisti, meno male che non l'ha. Molto rude nell'intervento. Sì. Su Bocalon. Allora, luce spenta tutti a Nan. Adesso sì, poi non ci crediamo più adesso. Cioè, non ci stiamo credendo più, diventa molto 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 difficile. Adesso diventa veramente molto difficile. Renate là davanti, tempo ci sarebbe perché siamo solo all'85esimo, quindi non lo so, ma siamo rimasti un po' con gli ultimi cambi un po' troppo sbilanciati e non siamo riusciti ancora a creare niente. Nonostante vedi che poi tante volte dici metto dentro una punta in più, siamo più offensivi, ma vediamo. Dentro il cross c'è un fallo di mano, no? No, sembrava quasi un fallo di mano. Di testa, ha sbracciato un po' nel colpo di testa, ha dato l'effetto ottico del fallo di mano. Ora Mazzaroppi che salta in dribbling secco, Galeandro che non ne ha più, salta anche Gunduz, fa quello che vuole Mazzaroppi da quando è entrato, si accentra, poi dà una grande palla sul filo del fuorigioco, si gioca, incredibile. Era buona, tutto buono, buono, teneva ragazzi. dentro. Bocalon si è divorato il gol. Meno male. Veramente non ci voleva una partita che si è messa male dall'inizio. Dentro il cross finisce a terra Zuberek, ma non c'è nulla. Vediamo che Galeandro ci sta credendo. È uno dei pochi che... Anche se non ne ha più. Sì, però è uno dei pochi che ci ha creduto. Anche adesso su questa palla l'ha recuperata bene. Siamo rimasti davvero senza parole perché noi speravamo in questo finale di partita a recuperare perché c'erano tutte le premesse. Attenzione a Gunduz che prova a costruirsi lo spazio per il tiro, va in area, poi troppo, Galeandro non può controllarla, un po' troppa foga. Qui però cerchiamo anche le giocate individuali ormai perché... E mi sembra che ognuno vada un po'... Sì, un po' per i fatti suoi, ma anche perché abbiamo dentro troppe mezze punte, questo punto attaccanti, non c'è il centrocampo, guarda lì, non c'è nessuno in mezzo. Ognuno che fa un po'... Voragine, siamo lunghissimi. Prende palla, va e... siamo una collezione di giocatori in questo momento, non una squadra. Cambio di gioco di Rocco sul Wakima si accentra, viene anche trattenuto, si gioca, Tordini che ora ha cambiato un po', anzi sta svariando un po' su tutto il fronte. Ilari, bella la palla morbida, Rocco va a calciare, trova una deviazione, poi il Wakima non la tiene sotto la suola, Mazzaroppi scivolando e riesce a trovare il compagno, Bocalon, che poi si guadagna con la stuzia cercando il rimpallo sul Wakima. La rimessa laterale. Averlo noi Bocalon. Anche Mazzaroppi. Anche Mazzaroppi si è visto un paio di... si è portato a spasso tutta la difesa. Rimessa laterale per il Renate, 88esimo, quando i buoi ormai sono già a Oggiono, sono scappati. Colpo di testa di Gunduz, che però non la tiene, allora con calma riparte il Renate, dietro senza fretta, la squadra di Foschi naturalmente a questo punto. Sulla traiettoria del passaggio Ilari prova a far ripartire Gunduz che ha gamba, voglia, è quello che si sta muovendo e correndo di più, si prende il fallo. Ma qua doveva andare avanti, doveva andare avanti. Massimo Rizzi, dove vogliamo andare? Questo cartellino. Due polentoni in difesa, solo lanci lunghi, gioco sulle fasce zero, un centravanti mai in area, questo gioco fa schifo, lento, basta, scusa, facciamo pena. Mauro, dai, altro che abbiamo fatto il gioco che voleva Foschi, tanto tiro alle stelle.
Bulluz? No, Rocco. Sì, Rocco. Altro che, come diceva Baldini, li abbiamo studiati, ma dai, sveglia. Made in Tokyo, che succeda di tutto, ma spero di non perdere anche con quei montati dei Bustocchi, sabato prossimo, 5:30, con la Pro Patria, a Busto, che si creano sempre delle idee scese in terra, loro e tutti quanti nei dintorni del Varesotto. Mauro, brucia, ma ce lo siamo meritati. Se non segni gol, sì, non abbiamo segnato quei 2 gol che dovevamo fare oggi. Non c'è, perché poi il Renate non è stato superiore a Lecco, ragazzi, 2 gol fortunosi, e se non la butti dentro poi devi rincorrere e diventa difficile come oggi. Ho dei colleghi Made in Tokyo di Busto, Arsizio e dintorni sono veramente odiosi fino al midollo. Calcio di punizione, dietro, già battuto dal Lecco, siamo in fase di quasi recupero, 89esimo, manca un minuto, vedremo quanto sarà. Immagino sui 4-5 minuti, ma guarda che fortuna che poi è scivolata, riesce a arpionare Mazzaroppi questo pallone, perché stava per liberare sulla destra Luakima. Il Renate gioca sempre così, lo si sapeva prima. Sì, no, ma che sia una squadra che specula molto a livello di gioco, lo sapevamo. E a maggior ragione quando hai le occasioni, Sipos quel gol lo deve fare. Sì. Anche Galeandro il primo tempo, perché comunque aveva tempo di mirare, Sì, invece calciato su Nobile, doveva angolarla, aveva la possibilità di farlo e non l'ha fatto. Rocco finisce a terra, calcio di punizione per il Lecco, 4 minuti di recupero e ora il quarto uomo che è Migliorini Verona a dare indicazione. Calcio di punizione, dentro ancora tutti i Lungagnoni, Marcantoni del Lecco, che però per adesso solo Ilaria nel primo tempo è riuscito a indirizzarla verso la porta. Tordini bene, anticipato Galeandro, allontana palla il numero 20, Siega è uscito però, scusa. Sì, è uscito Siega. Chi era questo invece che ha calciato? Me lo sono perso, ma ormai non importa. Il pallone nei piedi di Luakima che ha spazio, sale, prova col tacco addirittura a servirlo Battistini, che è rimasto alto, poi va a fare anche fallo, si becca con il numero 21. Ecco, questi qua non li abbiamo segnati. L'ingresso... No, Riviera, scusa, Riviera. Dimmi. Se dico Battistini anche lì cosa... Entra Ciarmoli per... Ma Vassallo non era già uscito per Mazzaroppi? Ma vabbè. Tanto adesso... Ah no, perché il cambio là 25 per 17 era il nostro. Abbiamo era Sipos con Sipos è il 25, giusto? Sì. Con Zuberek. Abbiamo segnato il cambio del Renati, dell'Eco, come se fosse quello del Renati. Tratti in inganno. Lancio lungo. Questo è il fallo però. Fallo però qua, su Zuberek no. Se sono andati 2 minuti di recupero, recuperiamo palla, ma c'è fallo che invece viene fischiato a Rocco. Davanti alla panchina di Foschi, il fallo, se ne sta andando ragazzi, la partita se ne è ormai andata. Ora si finisce a terra spesso, partita sporcata, falli, Rocco protesta. Anche Galeandro, fallo proprio di Galeandro, sì, qui colpisce palla ma colpisce anche gamba. Vabbè. È così ragazzi, oggi la partita se ne sta andando via così. Manca un minuto alla fine della match. Riviera che batte la rimessa laterale a cercare Bocalon, che poi però
Si autocolpisce il viso e la palla finisce fuori. Prova a ripartire il Lecco, ma fa fatica. L'ultimo tocco è un giocatore del Lecco, la palla rimane in gioco, mancano 20 secondi alla fine. Probabilmente qui potrebbe anche quasi finire la partita, perché onestamente, mister, c'è poco altro da dire. Quando è uscito Galli col centrocampo così non siamo più riusciti a stare è finita, bene in campo, non siamo più riusciti a... Ma ci sta, perché comunque no, vabbè, però... pieni di mezze punte, di attaccanti, l'assetto tattico è andato un po' a ramengo, ecco. Lotta, che è? Zuberek, no? Finisce qui, arriva il fischio di Andreani, finisce qui. Seconda sconfitta consecutiva per il Lecco, seconda sconfitta stagionale che fa molto molto male. Arriva in casa con il Renate e chissà se parleremo di crisi o no, però insomma di risultati sicuramente, e anche difensiva, non di atteggiamento e di gioco, ma tanti errori individuali, nel senso che poi il gol di primo Frigiere lascia andare. Sul secondo si sono sfortunati, questo diciamo, perché quel tocco involontario di schiena mette nelle migliori condizioni per andare a calciare Mazzaroppi. Certo, la difesa lì un pochino si è fatta trovare. Eravamo in tre vicini, ma nessuno era su Mazzaroppi a chiudere. sulla chiusura. Peccato davvero, perché era una partita che si poteva raddrizzare e invece no. Adesso ci colleghiamo con Albino e vediamo anche cosa ha da dirci Albino, per capire un po' com'era anche il clima adesso al Riga Monticeppi. Che alla fine loro senza fare niente di che si sono portati a casa un 2-0, che uno vede il risultato pensa che chissà cosa abbiano fatto, invece... Ma un po' come con la Provercelli, no? Perché con la Provercelli alla fine era andato così, e senza fare nulla di straordinario loro si sono portati via i 3 punti. Quindi non lo so, c'è sicuramente davvero molta frustrazione per questa sconfitta. Intanto vediamo dare anche il risultato definitivo 3-1 del Gian Erminio, non è ancora finita sull'Atalanta. Ecco che mi sente Albino, ci sei? Mi senti? Sì, ci sono in un po' di casino, ma ci sono. Purtroppo Albino non è andato bene questa ripresa, molta sfortuna però, perché anche il secondo gol del Renate però insomma non so se tu sei d'accordo, Renate col minimo sforzo davvero e molta fortuna porta via 3 punti. Renate, te l'ho detto prima della gara come giocava, capito? E quindi è chiaro che è evidente che se tu giochi in questo modo e ti lasciano dello spazio, vuol dire che se mi dico male c'è uno che mi sta gridando in un orecchio. Dicevo, se tu li fai guardare come giocano sempre queste squadre, capisci anche l'origine dei risultati, il 1-0, la partita chiusa. Noi gli abbiamo dato che il 2-0, ma ripeto, sempre su errori di lettura da parte dei giocatori. Anche sfortuna perché nel raddoppio c'è il tocco sulla schiena che spiazza un po' la difesa. Non c'entra un cazzo l'allenatore, c'entra che quando sei davanti alla porta devi fare gol. Devi fare gol, perché noi ci siamo mangiati anche quel gol con Sipos che lì raddrizzava la partita. Lì poteva girare, ecco, se non lo segni non... Sì. Assolutamente. Cos'altro ti volevo chiedere, Albino? Poi ovviamente ci siamo molto anche un po' negli ultimi minuti allungati, perché poi le sostituzioni di fatto hanno svuotato il centrocampo. Quindi... Sì, ma ascolta, io ripeto, sono di parte e lo ammetto. Io guarda, era tutto pilotato dalla panchina. Se voi non avete potuto magari vedere più volte cosa avveniva sulla panchina del Renate, e l'uomino che so tutto io, sono bravo solo io, non sono un nemico di nessuno, ha fatto il cinema, no? Va bene, gli è andato bene, auguri. E quindi mi sono contento che per i numerosi tifosi che lo seguono, che sono migliaia, spiepati sugli alberi del Resegone, se ce ne sono. Va bene Albino, dai, ti lasciamo alla conferenza stampa lì del post partita. Mamma mia, mi tocca vedere questo, sarà infuocato magari. Io mando anche a quel paese, non ho nessun problema, che quando c'è da mandare mando. Va bene, dai, ci sentiamo allora. Grazie Albino, ciao, buona serata, ciao.
Rientriamo in studio, chiudiamo con mister Invernizzi. Mister, una partita che potrebbe lasciare, a tuo giudizio, delle scorie, non l'aveva lasciata quella di Vercelli, abbiamo visto questa che è la seconda consecutiva, si va a Busto sabato? Ma io spero proprio di no, perché vabbè, comunque la prestazione c'è stata, come dicevamo prima, non siamo stati bravi negli episodi, sicuramente non siamo stati neanche fortunati e io penso che comunque ci sia tutto per poterci rimettere in pista già da sabato, poi avremo la possibilità di avere ancora, diciamo, Ionita con una settimana in più di allenamento con la squadra e comunque ho visto anche delle cose positive, adesso al di là del risultato. A me Galeandro è piaciuto Critta, è piaciuto il centrocampo. E questa ormai è andata, è inutile che recriminare. Dobbiamo essere un po' più bravi, un po' più cinici nell'andare anche lì a creare le situazioni che già si fa fatica, poi quelle poche che creiamo dobbiamo essere bravi poi a buttarla dentro, che poi alla fine il calcio è questa. Assolutamente, come diceva una nostra vecchia conoscenza, un altro allenatore passato in riva al lago. Ragazzi, è andata così, peccato. Niente, ci vediamo con LCN Stadio a raccontarvi Pro Patria Lecco sabato prossimo alle 17:30. Buon weekend a tutti. Grazie mister Invernizzi, grazie a te, ciao a tutti. Buona serata. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.